Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Buonasera a tutti, eccoci, siamo in diretta dagli studi di Via Oslavia per questa partita di sabato 5:30, 17:30, Gorgonzola, si gioca Gianni Erminio contro Calcio Lecco. Mister Giulio Invernizzi che torna a farci compagnia. Ciao Stefano, ciao a tutti. E come sempre Stefano Menegatti. Ciao. Con Fausto Riva in regia che ci collega subito con lo stadio di Gorgonzola dove c'è il nostro Albino Alborghetti. Andiamo a sentire dalla viva voce di Albino quelle che sono un po' le ultime dal campo per questa partita. Il Lecco di Volpe che vuole tornare alla vittoria dopo, insomma, le prime uscite non sono, a parte la prima, non sono state poi positive, almeno dal punto di vista sicuramente dei risultati, e vediamo un pochino oggi come va. Nel mentre vi diamo le formazioni, cominciando dalla Giana con Mangiapoco, Previtali, Ferri, Colombara, Cafferri, Nichetti, Marotta, ex di giornata, Pinto, Lamesta, molti poi Stuckler in attacco. Per quanto riguarda invece è un 3-5-2, dovrebbe essere quello della formazione di Gorgonzola. Risponde Lecco, tante novità con Furlan, Lepore, Billon che trova una maglia da titolare, Battistini e Critta, Di Gesù, Galli, Frigerio davanti, Galeandri con Sipos e Mendoza che a sorpresa parte al posto di Tordini, poi vedremo dove giocherà. Vediamo se c'è Albino. Albino, mi senti? Ciao. Sì, assolutamente. Ciao Stefano. Ciao, che atmosfera c'è lì a Gorgonzola complessivamente? Un po' un'atmosfera da scighera, la Lega. Ce lo immaginavamo un po' così in effetti. Sì, però c'è una buona affluenza di blucelesti, 375 in curva più qualcun altro sparso tra i distinti e la tribuna. Direi un 450-500 unità ci sono. Ok, senti, una partita questa in cui Mister Volpe, stavamo guardando la formazione con Stefano e con Mister Invernizzi, propone sia gioco forza sia per magari cambiare un po' diverse novità. Sì, poi se ha scelto bene lo dimostrerà il campo. Mi lascia magari un po' più perplesso la scelta di Mendoza che non quella di Billong, no? Sì. Perché Tordini nelle ultime partite che ha fatto non ha fatto male assolutamente. Ok. A meno che ha già previsto un cambio a tra i partita due in corso, dici? a partire in corso. Mentre sull'aspetto, ne parlavamo qui con i colleghi, sull'aspetto difesa, c'è da dire che Seglia che è uno degli orchestratori, direttori della difesa, e quindi dovremo vedere. Billong credo che sia una scelta dettata dal fatto non tanto della novità fine a se stessa, ma quanto del fatto che questa squadra qui, la Giana, butta molti palloni alti all'interno dell'area. Sì, probabilmente potrebbe essere, perché l'abbiamo visto nelle ispezioni in cui ha giocato Billon, su questo può dare garanzie probabilmente a volte. Sì, direi che questo è quello che mi pare, però poi come dicevo, se la scelta sarà stata centrata lo dirà il campo. Assolutamente, sono d'accordo con te, un po' sorprende quella di Tordini perché era stato molto positivo in entrambe le fasi, sia in attacco che in quella di sacrificio che gli chiede poi l'allenatore. Sì, può essere che abbia bisogno di freschezza in quella posizione lì nel momento in cui c'è una ripartenza favorevole all'Ecco, e quindi prima sfrutterà magari la velocità e il cambio di passo di Mendoza e poi tu vedrai magari su Tordini. Non lo so, credo. Assolutamente, anche perché comunque sono diverse, no? Le assenze da Ionita che era partito in nazionale poi si è fatto male, Zuber che ha giocato con la under polacca, Ilaria che va in panchina, no? Perché si era pensato potesse giocare anche lui e invece poi Di Gesù. No, certo. Tieni conto che ti do una segnalazione, c'è a vedere la partita qui a pochi metri da noi, Andrea Oretti probabilmente si giocherà lunedì o martedì, perché col calendario non si capisce bene, sembra il calendario dell'avvento, il calendario della calcio, della Lega Calcio, e quindi probabilmente è venuto a vedere un avversario che avrà di fronte tra poco, tra non molto, che è il Lecco. Assolutamente. Va bene, allora ti lasciamo alla partita, Albino, ci ritroviamo con te al termine dei primi 45 minuti, insomma speriamo che le scelte, come dici tu, di Volpe possano essere centrate. Questo è un campo difficile, ragazzi, non pensiamo che sia una passeggiata. Assolutamente.
Buona partita. A più tardi, ci vediamo poi. A dopo. D'accordo, grazie. Ciao, ciao. Allora rientriamo mentre arrivano qui da noi le immagini del stadio di Gorgonzola. Lo possiamo definire stadio? C'è un pezzetto verde in mezzo alla nebbia. C'è questa nebbia, no? L'atmosfera che un po' in questi giorni è tornata un po', no? Anche a Milano, queste atmosfere da Campari anni 80 milanesi, della Milano da bere. Al di là di questo vi chiedo, comincio da te mister, tutti questi cambiamenti, queste scelte, a tuo giudizio da cosa sono dipese e cosa cerca Volpe oggi in questa trasferta di Gorgonzola? Sicuramente dalle assenze, quello vabbè, ci sta, perché comunque arriviamo da una settimana dove comunque Ionita è partito e comunque in ogni caso non c'era. Non so Segliak se stava bene o meno, e il discorso di Tordini, come diceva prima non si riesce a capire. Molto probabilmente magari vorrà dare anche una chance a dei giocatori che magari in settimana vede bene e vuole creare una situazione di poter portare magari anche quella freschezza in più che in questo momento non farebbe male. Anche magari un po' di competizione tra i giocatori, perché ricordiamo che Volpe in queste prime 3 partite di fatto ha schierato sempre gli stessi, no? Ste, ti chiedo se tu sei convinto un po' da questa formazione di partenza e se ti aspetti che sarà un Lecco, rispetto anche a quello che abbiamo visto nelle ultime partite, in cui Lecco comunque ha cercato di fare un po' la partita, di essere molto compatto, di ripartire però con delle buone linee di fraseggio, soprattutto contro Vicenza nella partita precedente, forse l'ultima un po' meno bene, effettivamente questo va detto. Ma come dicevo l'ultima volta, non riesco tanto bene a definire le idee di Volpe, perché ho visto solo l'ultima e non mi era passa brillantissima, mentre ascoltando voi, e mi fido di voi, le prime 2 erano state migliori. Magari a poco quello che dice Giulio, che secondo me magari vuole dare anche un po' di, cioè dopo 3 partite vuole anche iniziare a vedere qualcun altro in campo, poi mixate con le condizioni. Zegliak penso che in panchina di solito lui ci va anche quando non è prontissimo, quindi penso sia proprio quel tipo di scelta. Per il resto non è che ci sia, ci sono un paio di novità, non è che abbia rivoluzionato nulla di che. Ilari già l'ultima partita era in panchina, l'aveva iniziato in panchina, forse sì, perché aveva giocato Ionita e Frigerio come mezzali. Sì, diciamo un paio di 3 diciamo inserimenti, ma niente di trascendentale. Quello che invece pensavo io, guardando un po' la formazione e legandomi a come quello che introducevate voi a riguardo di Ionita e di Zubelek, però l'Atalanta rimanda al 4 dicembre. Cioè, la partita dell'Atalanta, diciamo. Tante volte io discuto con anche miei amici sulla questione delle seconde squadre in Serie C che non dovrebbero far salire il campionato. Non è giusto comunque che le squadre che hanno giocatori nelle selezioni debbano giocare senza i giocatori, mentre l'Atalanta si guadagna il bonus. Esatto, sì. Capisco, che gioca col Padova a Padova mercoledì 4 dicembre. Sì, diciamo comunque rimanda, perché immagino, essendo diciamo legata all'Atalanta vera, che non capisco neanche molto la logica, sinceramente. Sì, è una sorta perché di la prima squadra non gioca. I ragazzi nelle nazionali giovanili. Appunto. Così il Milan, così la Juve. E così il Lecco. Nel senso, è quello che non capisco tanto. Si fanno un po' figli e figliastri. Diciamo. A questo punto il Lecco non ha nazionali nelle giovanili. Nelle giovanili, sì, il discorso è quello, perché vanno nella 20, nella 17, nella 19. Però di solito sono le prime, di solito in C hai tanti giovani di prima squadra che vanno nelle giovanili delle. Sì, per assurdo Zubere che va nella 20 esatto, della Bologna. Sì. È giusto peggio, quello che dici. Cioè l'Atalanta avrebbe ancora più giocatori a disposizione, perché magari non mi viene in mente, ma i giocatori della prima squadra, che sono di solito riserve, questa partita se la potevano giocare. Tanto c'è un minuto di silenzio, non so per chi, per cosa, non so se Fausto della regia ci può... perché stamattina giravano voci di Pippo Baudo morto, poi non erano vere per niente. Non risulta, però si sa. Nel mentre vi do quelli che sono i risultati di questa 15ª giornata, perché aperta da venerdì 15 novembre da Caldiero Terme e Lumezzane 2-2 nell'anticipo, poi lo 0-0 tra Albino Leffe e Trento, 1-1 tra Propatria e Virtus Verona, la vittoria dell'Alcione Milano a Crema con la Pergoletese 2-1, e sempre oggi alle 15 0-0 tra Renate e Arzignano Valchiampo. Foschi è cominciato una frenata direi molto molto evidente. Si gioca in questo pomeriggio a chiudere
Gian Erminio Lecco, l'unica partita alle 17.30, domani poi alle 12.30 Novara Union Clodiense, alle 15 Vicenza Pro Vercelli, alle 17.30 Feralpi Salo Triestina, in questo infinito spezzatino anche della Serie C, che ci piaccia o no, però è così ormai e ci possiamo fare ben poco. I nostri amici a casa ci seguono già numerosi. Cinzia, ciao a tutti, forza Lecco. Roberto, ciao a tutti, buona partita. Federico, forza Lecco, vi seguo dall'Islanda, anche dall'Islanda, abbiamo seguaci e tifosi blucelesti. Mucarol, non c'è la rima, però c'è onore al sottotenente Gian Erminio, deceduto per la patria nel 1916, ma ora il Lecco 1912 deve prendersi la vittoria. Ciao Denis, ciao Mauro e Massimo. Minuto di silenzio per le stragi sulle strade. Ok, no, penso in occasione della giornata. Cioè, quindi tutte le domeniche dobbiamo farlo. Per la giornata nazionale, credo, per le vittime della strada. C'eravamo persa. Solite banalità. Allora, si comincia. L'arbitro di giornata è Mattia Nigro di Prato, che avevamo avuto già diverse volte, vado a memoria, adesso andiamo a recuperare anche quando, con Davide Fabrizi di Frosinone e Ludovico Esposito di Pescara come assistenti. Quarto uomo è Anna Frazza di Schio, quindi una quarta donna. Anna Frazza di Schio, è una quarta donna oggi. Se Furlan sta vedendo la partita. Per la nebbia, dice. Sì, effettivamente riporta un po' l'atmosfera anni 80, come dicevo prima, qualcosa di cui non eravamo un po' più abituati. E le zone, spero che non dia fastidio a noi. Anche zone curve, sì. Cioè, non va bene. No, anche perché poi magari un po' c'è un po' di foschi foschicci. Va bene, vediamo un po' cosa combinano oggi queste due squadre. Speriamo che il Lecco giochi una buona partita. Intanto c'è il Gorgonzola in avanti. La Mesta ci prova subito, dopo dello ferma in rimessa laterale. Furlan che difende la porta con alle spalle i tifosi blucelesti, la porta alla destra dell'inquadratura. Credo sia però l'inquadratura credo sia dal lato distinti, giusto? Sì, quindi è la curva in teoria nord, credo, se non è orientato in malo modo lo stadio. Non da fare affidamento sul mio senso dell'orientamento. Se lì sei nella parte opposta alla tribuna. Diciamo di Ionita che era partito con la nazionale moldava, ma poi si è fatto male, è rientrato, ovviamente non è disponibile per questa partita, mentre Zuberk ha sbagliato un rigore. Con la nazionale under 20 meglio con loro. Meglio con loro. Sì, meglio con loro che con noi, questo sicuramente. Se mai tirerà un rigore per noi, perché visto l'andazzo quest'anno non è che navighiamo in mezzo ai rigori. Mentre cosa avevo detto prima? Andiamo a guardare, mi sono già dimenticato. Dell'arbitro. Dell'arbitro se c'ha. Ok, bravissimi. Faccio affidamento su di voi perché ma in tre facciamo una memoria. Se no la mia se n'è andata già da tempo. Allora, Mattia Nigro, intanto sono 2 minuti di nulla. Comunque conferma quello che diceva loro Giulio, a 4 dietro, sì. Sono già quest'anno, ecco perché. Sono a 3 dietro loro? No, 4. Sì, perché oddio, allora di là c'è l'esterno che è molto avanzato in fase di possesso, però quando arretrano ci sono proprio due centrali. Che la distinta della Giana che hanno distribuito lì allo stadio e dato anche i media dava la difesa 3, no, ma forse per confondere un po' tutti. Di Gesù, pensaci tu. È che nella nebbia il quarto di là non si vede, quindi sembra una difesa 3. Di Gesù predica nel deserto, guarda, nessuno lo segue. Poi è quasi il suo momento, ci stiamo arrivando, fa un mesetto. Critta che era fresco di rinnovo, giusto? Sì. Lascia fino al 2027. Sì. 2027, sì. Nigro ci ha arbitrato quest'anno Trento Lecco 1-1, ecco perché era un nome fresco nella memoria, insomma. Spintonato intanto. E tornando su Critta è forse l'operazione più bella che hanno fatto fino adesso. Sì, la nuova proprietà. Sì. Mendoza prova a liberarsi sulla sinistra, va via un paio di uomini, poi lo recuperano, riguadagnano l'angolo. No. Primo spunto di Mendoza a sinistra, mentre cala inesorabile la nebbia sullo stadio di Gorgonzola. No, volevo dire a proposito di quello che appena detto il mister che fosse anche l'unico acquisto. Un po' diciamo centrato, perché forse era quello meno aspettato, meno pubblicizzato e poi però per il resto, a parte gli altri sono tutti rientri, perché e Furlan Galeando da già del Lecco da gennaio, quindi vabbè, magari Mendoza qualcosina potrebbe far vedere, però diciamo non è che quest'anno la campagna acquisti abbia regalato affaroni oltre a Critta. No, vincere o pareggiare Denis, ma vincere sempre ovviamente se la metti così, però tutto sommato la Mesta. Basta muovere la classifica comunque. Allora, poi dipende anche qual è l'obiettivo stagionale. L'obiettivo stagionale, ragazzi, è cercare un posto nei playoff. A questo punto quello. Però saremmo contenti di vedere un bel Lecco oggi.
Sì, quantomeno di vedere un po' giocare. Di vedere la partita vista la nebbia. Billong, ecco Billong, subito imperioso con il suo stacco. Certo che fa paura vederlo così Billong. Fisicamente... Beh, ricorda un po', questa notte c'è stato Tyson. Fisico un po' la Tyson, però non è perché Tyson ha 60 anni, non è proprio... Beh, però... Intanto non però, punti, Intanto, no, ho visto un pezzo, nonostante l'età, il fisico, ragazzi... ma si è visto, me l'ha fatto notare un mio collega che è quella velocità non è più quella di una volta. Ex combattente durante già la presentazione, quando ha dato lo schiaffo era già poi pronto in guardia, quindi è pronto. No, vabbè, ma è una bestia comunque. Menzosa. Ha smesso di fare le feste di matrimonio. Inizia è tornato. Allora, Jack, è ora di prendersi questa vittoria in trasferta. Sì, che manca da quanto? Albino ha già parlato, sì, prima della partita, te lo sei perso, Denis. Te lo salutiamo a fine primo tempo. Mauro, quindi dietro a 4 con Billon. No, noi sì, avevamo il dubbio della Giana, perché nella distinta che danno ai giornalisti, alla stampa prima della partita, loro hanno già diviso gli unici a farli, almeno in stagione sicuramente, la distinta per iniziando i reparti. Spesso lo facevano ma sbagliavano. Secondo me lo fanno apposta per diciamo depistare un pochino, come se Volpe non sapesse, che una vecchia Volpe non sapesse che noi abbiamo una Volpe in partita, ragazzi. Mendoza segna, occhio, un bel giocatore, bisogna saperlo mettere al punto giusto. No, ma ha fatto vedere di avere i numeri Mendoza, ragazzi, cioè, si vede che è un bel prospetto. Vediamo, lo cercano adesso, no? Con questi lanci è un po' difficile. Sì. Loro mi sembra che stiano molto sull'attesa e noi gli andiamo dietro quasi 6 minuti e praticamente il nulla non completo. È successo ma non neanche contrasti a centrocampo, proprio i difensori dell'Ecco che hanno la palla e si fermano e aspettano, e viceversa dalla parte opposta. Vediamo se si sveglierà un po' la partita. Di Gesù regala palla alla Giana che poi non riesce ad approfittarne, va però Pinto con un bel cambio di gioco ad aprire, a trovare sguardita la retroguardia della Blu Celeste, che però riesce a ribattere il tentativo di cross. Proviamo a liberare con Lepore e Galeandro, che era il ripiegamento difensivo, e inizia a essere un po' difficoltosa la visibilità, dici? I numeri... Mendoza si libera bene qui sulla sinistra, un inizio pepato di Mendoza comunque, niente di che, ma molto reattivo. Tanto un 1-2 sulla destra per i Blu Celesti che guadagnano. No, non è rimessa laterale, riusciamo a tenere palla in campo, smistata in avanti, linea di fondo, ce l'ha detto! Tanto così dal gol il Lecco! Mamma mia, Sipos ha deviato sul primo palo, sembrava in rete, invece è finita oltre la lampo nella nebbia. Ma tanto vorrei capire, di là sono riusciti a prenderla in campo, era Galli. Bella la palla di Galli, Sì. Sipos qua se lo mangia. Ha preso il palo forse, No, è andata via dritta. Perché era proprio a mezzo metro dalla porta, è andata via parallela. Sì. Perché era talmente vicino probabilmente che la palla poi è andata via. Sì, farlo di fondo. Però Galli ha avuto lo spunto per riuscire a tenere palla in campo e poi a mettere un ottimo pallone sul primo palo. Dopo che c'è stato l'1-2, strano anche vedere Galli sul fondo campo mettere un cross. Però vi chiedo, è più un gol sbagliato questo questo è un gol sbagliato. Cioè, perché rivedendola veramente a un metro dalla porta e non era così in posizione impossibile per incrociare, anzi incrocia bene. Tanto Di Gesù combatte poi bene, non devi neanche né controllarla né dritta il cross, Galeando di testa, la palla rimane lì, viene liberata da Ferri. Dai che l'Ecco ci sta credendo, si fa vedere dalle parti di Mangiapoco che... Bravo Billong in anticipo, regala un'occasione ancora per il Lecco, Galeandro, limite dell'area, palla per Mendoza, entra in area, Mendoza va giù, non c'è nulla, crolla come un... anzi giallo per simulazione. Giallo, vabbè, qui è crollato veramente come un fuscello Mendoza, che ha fatto vedere di essere leggerino, però Frigerio si arrabbia, che poi è calciato alla fine. Sì. Anche. Primo ammonito della partita Mendoza. Vediamo se, perché vai scadere un conto, simulazione è un altro. Sì, no, simulazione. No, non ha calciato. Però non sei furbo a far sta roba sotto gli occhi dell'arbitro dietro di te. Ma poi è proprio in volo. Capisci, ci fosse stato un contrasto. È passato me la gioco nel contrasto, non si sa mai. Ma quantomeno cercalo il contrasto. Sai chi è che allarga la gambetta di solito? Si è buttato in mezzo a due. Questo è proprio, tu fatto di petto in avanti. Bravo a difendere la palla, scarica, entra in area Mendoza. No, si è buttato di petto in avanti ma senza neanche cercare il contrasto.
l'altro possiamo dire che aveva forse anche un po' lo spazio e il tempo per calciare subito Col di sinistro. Sì. Lui è mancino, giusto? Cioè, quindi indugiano le telecamere di Sky sui blucelesti al seguito, sui supporter blucelesti al seguito della partita. Il gioco ancora fermo perché si è fatto male il giocatore della Giana e noi ci prendiamo la prima pausa. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296 trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Allora rientriamo, stiamo rievocando vecchi centravanti di altissimo livello come Oliver Bierhoff, facendo una sorta di suggestivo parallelo con Sipos. Diciamo come tipologia di giocatore, come diciamo l'anno scorso di Novakovic che assomigliava a Mandzukic, no? Cioè, ho capito, ci sono tre categorie. Ci stava più, ma anche come analogia di tipologia di giocatore. Ma era peccato per dire che Sipos coi piedi non c'ha niente da che fare col calcio. Ecco, però di testa, fino adesso, quante volte è andato vicino al gol? Brutta palla persa da Di Gesù? No, da Frigerio. Poi non riusciamo a tenerla, sulla tre quarti loro non ne approfittano perché rallentano un po' il gioco. Se Di Gesù ha fatto crescere i capelli ma no, era lui Di Gesù. Smista su Caferri che poi scambio anzi adesso Caferri dopo il tocco di Previtali il cross dentro, riesce ad andare in anticipo, non trova il pallone Battistini, poi il fallo su Twitta. Qui Battistini ha cincischiato un pochino perché quell'attimo, quel tempo di gioco che perde nell'andare incontro al pallone Ischia cincischiava. Ischia, ti ricordi? Ischia Cincischia era... Ma Ischia era una garanzia però. Sì, dopo che l'abbiamo visto a Drò, però non è che ci è rimasto poi più un grandissimo bel ricordo di Ischia. Dopo che l'abbiamo visto, scusa? A Drò. A Drò. E ce lo ritrovammo contro a Drò quando ci andammo in 3. Eravamo io, Fausto e chi c'era a seguire l'Ecco quella partita lì. A Drò. Matteo forse. Quando c'era Ischia loro avevano che ci prendeva in giro dal campo. Vabbè. Critta prova a sfondare, ma sì, ci stanno provando spesso i buccelesti da questo lato. Solo a sinistra, perché fino adesso non siamo mai scelti. Galli. L'azione più pericolosa è arrivata di là. Sì, no, però un po' quasi non dico casuale. Frigerio, Lepore, Ridalla, no, cerca Galli ancora al centro, Galli, Scodella, un po' lungo. Galli molto molto attivo in questo inizio partita. Sì. L'abbiamo visto entrare anche in anticipo di petto. Una gran giocata. Nelle ultime partite è cresciuto anche fisicamente a livello atletico. Speriamo perché a centrocampo serve. Sappiamo che è lui che deve dare un po' i ritmi a questa squadra. Allora, Mauro, speriamo perché la Fiorentina ce lo ha lasciato senza tante pretese. Credo parlassi di Mendoza ancora, magari per la Serie C va bene. Totò, stasera si vince. Denis, mi sto seguendo oggi pomeriggio con il cellulare dal treno verso Colico. Allora fa prima finire la partita che tu arrivi. No, scherzo, spero di no, Denis. Mauro, ecco, si è già preso un giallo gratuito. Io allargo le braccia. Sì, questo è molto brutto. Mangia poco il gorgonzola, Mucarol. Dai, prosegui la rima, così almeno. Mangia poco il gorgonzola, mangia poco il portiere. E? Mauro, in compenso ha mangiato Sipos. Sì, abbastanza. Vai, Ste. Infatti Sipos l'ha già mangiato Sipos. Forse è quello, entra già sazio. Tentativo di apertura per Galeandro che guadagna la rimessa. Allora, stiamo prendendo campo, stiamo cercando di farla un po' noi la partita adesso. La Giana negli ultimi minuti Sipos parte, va in dribbling, lascia Di Gesù, limite dell'area. Di Gesù prova la conclusione. Deviata. Sì. Prende coraggio Di Gesù, che già che tiriamo in porta è una delle cose da fuori è una novità. Cioè io rimango però basito negli ultimi anni, perché credo sia la squadra che ho visto tirare meno in porta da lontano dopo la Juve di Allegri, cioè, però che era ultima in tutto secondo me. Però al di là di questo, perché non tiriamo? Ce li abbiamo un po' i tiratori. Ma guarda che è un po' un mood generico comunque. Si tira poco in quest'epoca. Ogni tanto Frigerio ci prova. Che ce l'ha il team, ma anche gli altri ce l'hanno. Anche Galli ce l'avrebbe, Di Gesù ce l'avrebbe. Ma tutto corto l'angolo. Galeano, Mendoza. Ma perché? Ce l'ha anche Battistini, per dirti. Io continuo a proporre un referendum nazionale a abolire le battute corte sui calcio d'angolo.
che non ha mai segnato nessuno. Mai Quanto fatto qualcosa di decente. A meno che tu non sei il Barcellona di Guardiola, che allora si inventa qualcosa con Messi, Pedri, Xavi, quella gente lì. Ma se no, ragazzi, lasciamo perdere. Grazie a Graziella e grazie la terza, ti direi. Però, grazie al Beppe Mazzo. Grazie al Mazzo. Rimessa laterale è nostra, sì. Se riusciamo Al 15°. Vabbè, mentre 15, la nebbia lavora, colli, Luigi scende sul campo di Gorgonzola. No, speriamo davvero che non dia fastidio nel vedere la partita. Tanto una battuta di una rimessa laterale veramente oscena di Lepore. Sì, che ha rischiato addirittura il fallo di battuta e ha regalato la palla agli altri. No, che partita è stata di Serie A che recentemente ho visto battere una rimessa laterale con controfallo, che ho detto ma nemmeno... Ma lui diciamo spesso all'oratorio, ma meno dell'oratorio. Purtroppo invece se ne vedono. Una volta si diceva nemmeno per i dilettanti. Attenzione, qui un bel cross, poi la battuta da fuori a lato. Lepore ha liberato dopo che era stato colto un po' fuori posizione. Forse Stuckler? Stuckler? No, il capitano. Sembrava Pinto. Pinto. Nel 7, giusto? Ma poi che Pinto? Che fine ha fatto Ferreira Pinto? Gioca ancora, fa ancora gol. Gioca in eccellenza. 45 anni. 45 è del 79 o 78, no, 79 della leva di no, invece te lo ricordi che fino a non gioca più Dimash, quello che trovavamo sempre col Montichiari. Paolo Dimash. Ho capito, sì, l'attaccante che ci aveva fatto diversi gol. Sì, no, ma non Paolo Dimash che aveva giocato. No, Dimash l'attaccante. Sì, attaccante, sì. No, Dimash tu dici quello che gioca nella Juve, terzino? Sì. No, non so. No, Ferreira Pinta, ma dove? Sempre nella Bergamasca? Nel Ponte San Pietro. Sempre lì, quindi. Sì, ormai è 10 anni che lì. Dicevi mister? No, dico Pinto è uno degli storici, lui con Marotta e il mister Chiappella, che sono quelli che sono partiti dalla promozione e hanno fatto attenzione al cross, la palla che sfila fuori l'area dalla parte opposta. Tra l'altro Marotta, di cui trovate sui nostri canali, su LCN Sport, Marotta, su YouTube, la Marotta lì, no, trovate l'intervista che ha realizzato il nostro Matteo Bonacina con Benedetta Panzeri all'ex di giornata Matteo Marotta. Di Matteo mi ricordo, uno col codino. Mi ricordo quello. Ha fatto una discreta stagione. Un buon giocatore, Sì. rimane un buon giocatore. E la sua sembra arrivare da Piacenza ai tempi. Arrivato da Piacenza, sì. Non mi ricordo più quanti anni sono passati, pochi, 3, 4-5. Beh, già. Sì, era forse il periodo d'Agostino già? Periodo d'Agostino forse. Mi pare di sì. Come vola il tempo, ragazzi, madonna. I precedenti tra Lecco e Giana, vado a recuperarli da nostro, intanto c'è punizione, sono 8 dal nostro Lanfredo Birelli. Vittoria Lecco 4, 2 pareggi, 2 vittorie Giana. Punizione per Gianellino dalla tre quarti sinistra, il cross lunghissimo oltre la linea di fondo. Riescono a battere le punizioni peggio di noi, quindi da questo punto di vista mi ricordo il periodo Marotta era stato forse la Pro Piacenza, c'era anche in quei periodi lì. Sì. No, lui era Piacenza. No, prima forse Sì, Piacenza. Lui era Piacenza. Però c'era il Piacenza era in D, il Pro Piacenza in C, mi ricordo. Poi hanno fatto la Piacenza. Beh, noi avevamo incontrato tutti e due quell'anno in D, no? Sì. In 2 anni di fila forse tutti. Che poi la Pro però era andata anche in Serie C, se lo ricordo male. Sì, forse sì. Beh, perché aveva un presidente abbastanza ricco Pro Piacenza, mi ricordo. Nonostante giocasse in uno campo, sono spariti. In un campo di periferia, non so se tu l'avevi visto, tu c'eri con tutti i tubolari, che avevi paura veramente a stare, sembrava una roba di un provvisorio che ed eravamo in tanti tifosi blucelesti, erano c'era tanti, il mister Franzini. Sì, che poi è andato a Piacenza. Palla dentro. Cross, secondo palo, che era il torre di Gesù intelligente. Sì, non c'è nessuno, Mendoza in ritardo però. Abbastanza bravo Di Gesù qua, fare questa torre. Sembra molto attivo comunque. Il miglior Di Gesù fino adesso visto, forse come propositività, come voglia. Sì, ma non stiamo facendo una brutta partita. No, non abbiamo il dominio, ci mancherebbe. Loro proprio nulli fino adesso. Però tutto sommato siamo messi bene. In Billong deve impostare lui. Guarda Mendoza scambia. Vediamo che Lecco sudamericano. Billong gioca in sicurezza, dietro per Furlan che non si vede più, quindi i capelli di Furlan sono spariti nella nebbia. Doveva farli rossi oggi per Mendoza. Come il pallone di una volta quando si faceva sulla neve. Bello il tocco di Mendoza. Di Gesù che si ferma. Abbiamo anche tasso tecnico oggi, perché comunque Mendoza e Di Gesù, anche Galli, cioè un centrocampo tecnico oggi, Frigerio. Diciamo Galli più che tecnico geometrico, però comunque idee, ecco.
E poi c'è anche Critta che a volte si lascia andare qualche bella... si è visto un po' meno. Poco. Andiamo in pausa, torniamo subito. Chi va alla ricerca della purezza. Chi va d'accordo con il pianeta. Chi va oltre il solito fondente. Chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. 4 anni e Chiappella giocava lì, il mister. Storia, ha ragione Arminio. Attenzione Billong, il retro passaggio di testa, Battistini costretto alle straordinari. Per mettere un tipo dietro, quindi giustamente non si fida. L'ultima vittoria del Lecco a Giana è del 2020-21, anzi 21-22, 11 settembre del 21, 1-0. E forse il periodo d'Agostino, sì? Sì, io non so, non mi ricordo più, però può essere. Io te l'ho dato quasi prima del 2021. Ricordo il gol di Dudu, forse contro di loro, un pareggio. Sì, uno dei 2 gol di... No. Che avevamo la maglia verde. La mia memoria è peggio di quella di due Stefani, la memoria. Allora in trasferta c'è un Giana 1-1 2021 due avevamo la maglia verde, che era una cosa inguardabile. Allora mi hai messo può essere una, adesso guarda su LCN il nostro archivio. Angolo per la Giana intanto dalla destra, perché probabilmente è vero. Pinto la battuta dentro, il colpo di testa e Furlan agli straordinari, però c'è lì l'uomo libero che insacca. E ancora una volta da calcio piazzato? 14 mi parebbe segnato, che è... No, il 19 Stuckler. Stuckler, sì, 19. Sì, ma completamente solo sul secondo palo dell'area piccola. Furlan che aveva fatto già un miracolo. Una frazione di secondo in ritardo, ma per caricarsi probabilmente. Si è lanciato, ha smanacciato. Tanto esultano come se avessero vinto la Champions League. Riuscire a fare un gol dopo 21 minuti fatti così e io esulterei anch'io. Sì, perché proprio dal nulla. Calcio d'angolo, vediamo, Pinto c'è il colpo di testa al centro del 26, poi Furlan che smanaccia sul secondo palo, liberissimo. Confermi. Liberissimo. E non so di chi sia perché Billong era sull'uomo, però penso di Billong perché secondo palo non c'era nessuno, cioè vabbè, già che salta e la prende, vabbè, però poi lì Previtali era andato a saltare tra l'altro in condizioni instabili, ma riesce comunque a indirizzare la palla verso la porta e Furlan fa una gran parata perché la vede in ritardo. Poi però se lasci solo soletto Stuckler. Sì, Furlan l'ha smanacciata diciamo un po' lì anche, però non è che poteva fare molto, cioè aveva fatto parata molto importante. Questi non hanno fatto un tiro, non hanno fatto un'azione. E questo è il calcio, diceva un famoso guru del calcio che è passato anche da noi. Primo calcio d'angolo, prendiamo gol. Calcio d'angolo e sei sotto, puoi giocare bene quanto vuoi, tenere palla, sfiorare il gol, ma se poi non la butti dentro. Banale quanto vero, questo è la dura legge del gol. Sì. Fai un gran bel gioco, però gli altri segnano e poi vincono. Disse il sommo poeta Max Pezzali. Tanto si è realizzata la partita, siamo comunque nella zona di centrocampo, 23 minuti, il Lecco che stava anche giocando una buona partita, è sotto 1-0. Ma d'altra parte le occasioni vanno sfruttate, Sipos l'ha buttata e il suo diciamo corrispettivo Stuckler l'ha invece sfruttata a pieno. Tanto alto lancio in profondità, Billong dietro di testa verso Furlan che poi gira su Lepore. Non so, forse poteva essere Lepore che ha lasciato la sguardita, non so. Perché sugli angoli non contano le zone di gioco. No, non è perché molto probabilmente sono andati a saltare su quello che ha colpito di testa, erano più di uno, perciò ora dobbiamo cercare di non subire il contraccolpo psicologico, perché dopo una buona fase di partita per i 20 minuti ti ritrovi sotto e adesso bisogna tirare fuori qualcosa in più, ragazzi. Sì, che è la cosa che è molto mancata in questo Lecco di avvio di campionato, il carattere. L'abbiamo detto anche magari nelle analisi dopo, che tante volte, ma anche nell'ultima partita dopo 10 minuti fatti bene prendi il gol, ti spegni, e questo mi preoccupa un pochino. Sì, non c'è attenzione, dialogo al limite dell'area, la conclusione per fortuna finisce tutt'altro che importa. Furlan che va a raccogliere il pallone per il lancio dal fondo,
No, si fa fatica a commentare una partita che non hai neanche ancora capito loro cosa stanno facendo e vincono 1-0. No. Sì, perché anche un po', diciamo, l'angolo è nato un po' anche da degli errorini nostri, ma neanche così trascendentali. Però vediamo se non fanno 3 passaggi di fila, non hanno fatto un'azione. Loro sono ben poca roba. Di Gesù. Cioè, per dire adesso di però Gesù poi basta veramente poco, no? Cioè, non voglio, però dico, sì. se ce lo siamo fatti noi questo. Ma un po' come tante volte quest'anno dai calci piazzati veramente soffriamo. Sai cosa? Dopo si fa fatica, vedi anche adesso queste palle butta anche l'Epore, cioè anche un po' più di... no, ma visto che abbiamo un centrocampo che può palleggiare in questa fase, anche un po' di personalità in più da qualche giocatore, voglio anche vederla. Ma poi non sempre nasconderci dietro l'allenatore o dietro gente in campo che insomma non è abbastanza avere il nome, dopo bisogna anche dimostrare sul campo. Bravo Battistini qua, che molto bravo, perché è stato lasciato solo con l'uomo dietro la schiena vicino alla linea di fondo, è stato bravo a gestirla, a guadagnare il fallo. Attaccato da Cafferri, se non ho visto male. Ma poi l'altra cosa che oltre alla questione della personalità, ma poi se proprio devi lanciare lungo cerca Sipos, invece no, cercano Mendoza e Galeandro. Sì, che tra l'altro anche possiamo dire che Sipos fa un po' fatica quando deve tenere comunque palla, cioè provate a pensare quante volte mette giù palla bene da questi lanci, fa fatica. Ma non gli danno niente. È Novakovic, appunto dico, quindi non so neanche come schema quanto possa essere funzionale in questa squadra in questo momento. Però c'è anche da capire allora la funzionalità di un giocatore del genere, perché sì, sono d'accordo con te. Lanci palla, non la tiene, di testa non conclude, di piedi è scarso e non senza nulla togliere al ragazzo, dicono, però dico dal punto di vista tattico, qual era l'idea davanti? Diciamo che l'idea che era Rocco, era l'idea può essere che fosse lui titolare, ma non è una prima punta. E poi non è neanche l'acquisto di Rocco, è tutto un po' anche da scoprire le dinamiche, perché alla fine è vero, è arrivato, sembrava che doveva essere il colpo di mercato non si è più visto. Non solo ha deluso, ha fatto molta fatica anche poi anche tatticamente non si è ancora capito se è una seconda punta, un centravanti, se è un esterno. Non ha mai giocato praticamente. Prova a giocare la Giana ora che ha preso coraggio. Fondo il servizio per Stuckler che arriva a raccogliere il pallone, lo serve in arretrato e sbaglia completamente il passaggio. Ma loro veramente sono di una scarsezza, una scarsa scarsità sono. Però sono avanti di un gol, vediamo i nostri amici a casa. Credo sia un po' il Rocco, è un po' il Douglas Lewis lecchese. Il Douglas Lewis, allora, che qualcosa hanno non pagato così tanto. Però in teoria è fatto passare come il colpo di mercato. Pagato lui, perché alla fine lui era svincolato, però la domanda, se uno fa 14 gol nel Legnago e lo lasciano fermo e non lo cerca nessuno e lo prende intanto solo Lecco, effettivamente qualcosa. Beh, oddio, si potrebbe dire lo stesso di uno come Rabiot, però lui forse perché pretendeva tanto. Però per far 14 gol qualcosa. No, certo, c'è. No, magari chiedeva veramente tanti soldi. Quello che dico. Allora, intanto stiamo battendo una rimessa laterale, siamo nella zona di centrocampo, vediamo se riusciamo ad andare avanti. Sì, bella azione. Lepore apre su Critta, c'è un po' di campo, Critta mette palla dentro. Stavolta ha calciato male. Fetecchia. Cercava la criptonite, ma questa volta non è arrivata. Attenzione però, recuperiamo palla sulla tre quarti. Mendoza, spazio per il servizio laterale. Critta, il cross dentro. Bello! Palo di Sipos? No, Frigerio. Bella palla qui di Critta. È così, queste sono azioni che dobbiamo sensate, fare. Diciamo, no? Tanto prova a ripartire a Giana con il solito lancio lungo, Billong un po' indeciso sul pallone, alla fine arriva Galli ad aiutarlo, Battistini appoggia Furlan, mamma mia, retropassaggio rischioso, Furlan recupera e lancia lungo su Sipos che di testa appoggia a Frigerio, l'appoggio a Lepore. Siamo tornati indietro, ci prendiamo dopo questo palo bello di Frigerio nell'inserimento, torniamo a prenderci una pausa ma arriviamo subito. Sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Scendi. Nuova DR 5.0 full optional di serie, anche termo hybrid, benzina GPL e in pronta consegna.
Concessionaria ufficiale DR per Lecco e provincia GP Car. Concorrezzo strada provinciale 13, Monza Melso 70. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. Cosa fa qua? Mangia poco e si vede perché poi dopo un po' poche idee. È poco lucido. Qui ha fatto non si sa cosa, però ha controllato poi di testa, ha fatto la sfera. Mangia poco, tra l'altro sembra molto giovane, è un 2004 in effetti, ragazzi, 20 anni. Deve mangiare di pasta asciutta. Sì, mangia poco e deve mangiarne ancora tanta. Previtali è un 2004, Stuckler è un 2004, cioè loro hanno 2000. Tantissimi, 3 giocatori del 2004 in campo. Cafferri è un 2000, giusto? 99, 4, scusa, c'è anche Colombara tra l'altro. 4 titolari del 2004, Cafferri ragazzi. giocava nella Il più vecchio è il capitano Pinto dell'86. Infatti, sembra un nome già sentito. E Marotta 89, vice capitano. in eccellenza nella Triti. Luca Ferri invece dove ha giocato? Perché Ferri anche lui è un nome 91, è giovane lui, però, 91 però. No, non è giovane. 91 potrebbe essere l'ex Sampdoria, quello l'ex Milan Sampdoria, no? C'era stato un difensore centrale. Noi abbiamo in campo il più giovane in assoluto perché Mendoza è un 2005, quindi 19 anni. No, Luca Ferri io è un nome che ho già sentito. C'era un Ferri difensore di Serie, ma non penso sia lui. No. Tanto c'è poco comunque da raccontare da parte della Giana e noi siamo sempre noi che cerchiamo di costruire pian piano il gioco dalle retrovie. Siamo al 31esimo. Billong adesso che smista su Battistini largo, ecco che imposta sempre a 3 con Critta molto avanzato. Tanto Billong si lascia andare in un buon dribbling. Bella la palla per Mendoza, guarda come vede il gioco Billong. Che può puntare l'area, il tocco dentro per Di Gesù anticipato, poi l'angolo. Che sfortuna, non è neanche angolo perché gliela fa capito. Si è fatta tirare addosso. Sì. Però Mendoza bella la palla. C'ha un po' di personalità comunque. Ma perché poi punta l'uomo, entra in area e smista bene anche, no? Beh, anche Billong comunque. Billong ha fatto una bella giocata in uscita. L'ha un po' forzata, perché un po' rischiosa, è passata dentro in però personalità, sì. Luca Ferri ha fatto Albino F, Pergolettese, Possesto, Caravaggio, Zignano, Francesco, Fiorenzuola, Trento. Mi sa che l'abbiamo affrontato un bel po' di volte. Fiorenzuola, Trento, sì, gli ultimi anni. Pergolettese forse anche. Ma no, quello tanto anno fa, 13-14. Di calcinate, quindi è di zona. Marotta si fa portare via il pallone, Galeandro però è poco reattivo, ma riesce comunque a recuperare palla. Mendoza per Di Gesù gestisce il pallone sulla tre quarti, non ci sono compagni liberi, cerca di aprire su Lepore che davanti a lui ha Frigerio che si gira per il cross, è affrontato da Pinto, Frigerio prova a puntare il fondo, mette la palla bassa, nessuno va incontro, non una bruttissima idea, no, perché sono quelle palle insidiose, erano tutti in aria verso l'area, sì. Recuperiamo palla però va Lepore profondo, Frigerio però ha anticipato troppo profondo il servizio di Lepore, fanno fatica a uscire loro, però vediamo. Però vedi che se andiamo a pressarli come è successo prima, Longa di testa, palla dentro, Di Gesù colpito da Marotta, Di Gesù non c'è, questo è da giallo sì, tanto Mendoza va a vuoto, manca quel centimetro di altezza per arrivare su questa palla. No, volevo leggere tanti messaggi che sono arrivati da i commenti dei nostri amici a casa. Mauro scriveva prima del gol, penso loro, voglio un gol di King Kong Billong di testa sul calcio, King Kong Mendoza Billong, apre bene per bello. Critta sulla sinistra, Critta rientra però palla sul destro. Saluti a tutti, anche al Prignos. Denis, si potrebbe fare una trasmissione che Stefano fa il presentatore e vengono gli ospiti, tipo io. Giancarlo, ciao a tutti. Denis, ho visto Matteo con Marotta questa mattina all'intervista che citavo prima, scusa, hai visto? Perfetto, Massimo, anche nel San Giuliano. Federico, fa freddo lì da te in Islanda? Ermanno, ciao Erman, non è possibile dopo il gol. Sì, purtroppo. No, persi nella nebbia. Sti gol da papere, no? E che cavolo, scrive Denis. No, niente, prendiamo palla ancora a Cinzia, non è possibile. Federico, Enrico sia abbastanza più che altro vento forte in Islanda, a Reykjavik. Dai che recuperiamo una bella pinta di birra accompagnata da vodka ghiacciata, scrive Enrico, ideale per guardare la partita. Te la stai gustando adesso? Noi qua non possiamo ovviamente. Federico, anche per mandare giù il risultato attuale, sì. Enrico, Gianni Arminio non si è mai fatto recuperare in casa quando è andata in vantaggio, scongiuri nel caso. Volpi e Volpini al seguito, c'è sempre una prima volta, le statistiche sono fatte per
essere smentite. Antonio, siamo scarsi in attacco ma anche in difesa facciamo paura, le partite non si vincono passeggiando ma tirando in porta, tanto ci regalano una rimessa laterale, mangia poco qua perché è in difficoltà su questo rilancio. Cinzia sono sempre quelle scarse che ci fanno gol, è vero, perché abbiamo subito tanti gol da squadre non irresistibili, invece da quelle forti perdiamo lo stesso. Però facendo bella figura, tipo col Vicenza, quindi tanti applausi. Giancarlo, già 2 occasioni chiare, sì, però non la buttiamo dentro mai, se non arriva un rigore i nostri eroi questa sera non segnano. Enrico, speriamo di smentirti e di essere smentiti, tanto la mesta rimane. Sì, effettivamente se facciamo il conto sono 9, 18, almeno 210-20 minuti che non segniamo in sua azione. Dalla partita con la vittoria la prima di Volpe quanto abbiamo fatto? La prima di Volpe l'abbiamo persa perché pareggiato 1-0 con l'Alcione. E quello è l'ultimo gol. La prima di Volpe. Quello è l'ultimo gol che abbiamo fatto, perché poi abbiamo perso a Vicenza 1-0. Sipos, un anticipo di abbiamo perso a Vicenza 1-0 e abbiamo perso settimana scorsa abbiamo segnato su rigore. No, però secondo me la prima l'abbiamo persa. Ha vinto con l'Alcione. Sì. Mercoledì. Sì. Che era arrivato la Giana che lui era in tribuna perché era squalificato. Scusa, poi abbiamo fatto un pareggio, poi giocato lunedì e perso Vicenza, poi il pareggio, scusa. Non facciamo passare sotto traccia il fenomenale intervento di Battistini che ha salvato un gol solo contro 2 lanciati in porta e Battistini in te che l'è riuscito a Matteo nella nebbia è riuscito, non so, Matteo Bonacina che come al solito fotografa a bordo campo è riuscito, non so se poi Fausto vuole mandarla la foto in cui Furlan para in occasione del gol sul colpo di testa di Previtali. Cioè comunque era una parata impegnativa, perché comunque si tuffa, si distende e molto. Battistini adesso ha fatto un salvataggio che è quantomeno pari, fenomenale Battistini qua. Bisogna dire che Battistini sta disputando comunque un'ottima partita fino adesso, ma la miglior stagione probabilmente da quando è qua, perché anche l'anno della C non era così sicuro. No. Ma anche a centrocampo comunque negli ultimi 5-6 minuti stiamo combattendo, perché Critta e Galli prima hanno recuperato un pallone sradicandolo dai giocatori avversari, Battistini e Critta e Di Gesù anche loro stanno combattendo. Al momento secondo me manca molto Galeandro sulla destra e Sipos totalmente evanescente. A destra praticamente Frigerio, tocco per Di Gesù, posizione centrale, allarga sulla sinistra, Critta, sopravanza Di Gesù, Critta va da solo, che fortuna, cioè il numero 23 cadendo, buttandosi avanti, inciampa nel pallone e lo porta via. Bravi però i ragazzi a tenere vivo questo possesso sull'out di sinistra. Galli, Mendoza in mezzo a 2 uomini cerca di liberarsi, lascia Galli sempre qui sull'out, Mancino. Però Mendoza riesce sempre a tenere il pallone bene. Non mi dispiace, ti dico la verità. Rispetto a Tordino anche Di Gesù si muove scappa, va il cross, palla che supera Sipos, Mendoza non ci arriva di testa ma disturba comunque l'azione dei stiamo mettendo dentro tanti dove non ci siamo arriva la palla. Sembra quasi. Però stiamo mettendo tanti cross belli in però sai cosa? E non abbiamo né Ionita né Hillary che per esempio possono avere i tempi per andare a saltare su questi cross. Cioè gli altri chi dovrebbe andare a saltare? Cioè Di Gesù e Mendoza sono piccolini, Galli non va, Frigerio l'unico forse. Frigerio, un po' Galeandro. Che però non ce lo vedo molto. No, non lo vedo stasera. Ma un po' di partite Galeandro che è in calo, io lo dico. Infatti non so se anche tu hai avuto questa sensazione, però lo stai nominando poco, ma è anche poco nel gioco. Sì. Non lo so, a questo punto io forse penserei di lasciarlo un po' fuori Galeandro in questa fase di stagione, no? Cioè almeno dall'inizio dico, no? Magari dare una chance. Oggi potevi giocare con Tordini magari e Mendoza, che aveva forse anche un po' senso da entrambi i lati avere questa freschezza, questo cambio passo, questo tentativo di dribbling. Andiamo in pubblicità ma torniamo per seguire questo finale di tempo. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la
la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Magnini acciuffa la Giana. Allora, intanto il premio Memoria d'Oro oggi va a Mister Invernizzi, che si ricorda di questa partita, che era Giana Lecco del 24 gennaio 2021, gol di Dudu Magnini per riacciuffare la Giana 1-1. Io che avevo scritto l'articolo anche allora non mi ricordo assolutamente niente. Maglia verde, che era Figurati. inguardabile. Sì, maglia verde che non era proprio il massimo della vita, sembravano tutti dei piccoli portieri. Allora, 39esimo, calcio di punizione, attenzione a questi calci piazzati ancora per la Giana, con traffico in area, Sì, dalla sinistra. Tanto loro sono anche ben strutturati fisicamente comunque. No? Difendiamo uomo, a parte i Galli che è un po' davanti a tutti. Parte la battuta al centro, Furlan un po' così. Poi ci mette una pezza lì. Il PC poi si allontana, ma la palla rimane viva, no, era Lepore giusto. Poi ancora un secondo cross sul fondo di nuovo. Male, qui bravo Lepore, perché con questo intervento alza la gamba e toglie un po' della disponibilità di un avversario. Non ho visto chi era la palla, perché sarebbe potuto andare forse anche al tiro, non ho visto chi fosse, ma bella la giocata di Lepore, rivediamo. Il Furlan che non è proprio decisivo, poi Lepore... No, anche perché c'è Billon che un po' lo disturba, Sì. perché gli va incontro, Sì, va sulla palla. Probabilmente la chiamata. 40esimo, si va verso la fine del tempo, Lecco era cresciuto, però il gol non lo fai e rimane sotto di una rete. Giana che è veramente tutta in quel maledetto calcio d'angolo, nient'altro direi, no? Perché non mi sembra che abbia avuto... Sì, qualche fisiologico Sì. arretramento del Lecco, in qualche minuto durante la partita, ma niente di più per loro. Billong in velocità, scrive Aquila della Brianza, lo superano tutti. Diciamo che dobbiamo ancora vedere. deve correre poco, nel senso che non stanno facendo deve scattare, ma deve avere quantomeno senso della posizione, come adesso che va in anticipo di petto sull'attaccante della Giana. E si riparte con Battistini e poi giro palla con Critta. C'è una timida pressione loro, non c'è spazio per Zuberek. Giancarlo direi di no, perché non è convocato, perché ha giocato con la nazionale polacca Under 20. Quindi oggi in attacco in realtà c'è Sipos e basta, non è l'alternativa. Hai Rocco è convocato. Rocco, questo giovane della primavera. Sì, no, Rocco c'è, ma probabilmente poi anche per dare qualche minuto a Sipos, Rocco magari potrebbe entrare nel corso della ripresa. Però se proprio dobbiamo farlo. Attenzione, perché scende per Italia a destra, poi si schianta su Critta e si fa male anche. Critta non riesce a trovare la direzione, quindi per la Giana rimessa laterale in fase offensiva ferro. Perché poi sei sotto e non meriti di star sotto, quindi tanto Galli fa muro, bravo, e guadagna la rimessa dal fondo. Con esperienza, con il fisico, va a prendersi questa rimessa dal fondo Galli. Tra i più positivi di questo primo tempo, ma tutti e tre i giocatori a centrocampo sta facendo loro, non è lì dove siamo. No, diciamo che ci è piaciuto. Non riusciamo a creare la situazione in aria. Non c'è... sì. Quando comunque creiamo delle situazioni, ci manca sempre un pizzico di cattiveria sotto porta, secondo me. Questo è un po' proprio strutturalmente. Tanto come Torghini la scorsa partita quando ha preso il palo. Non ce l'abbiamo proprio quel killer instinct. Galeandro stesso manca un po' a questa formazione. Antonio, settimana prossima saremo in zona play-out, settimana prossima col Padova farei giocare assieme Sipos e Zuberek. Non lo so, non so se è quello che manca o meno. Ma lo diciamo spesso che non abbiamo, anche mettendoli tutti assieme non c'è una punta da 15 gol, cioè anche mettendoli tutti assieme. Sì. Quindi si sa che un po' questa squadra fatica a segnare e lo sta confermando. E anche i centrocampisti non hanno gol in canna, a parte qualche gollettino ilari, ma poca roba. Ionita oggi non c'è. Giocatori che hanno fiuto del gol, ma non c'è neanche un giocatore che si inserisce per arrivare. L'unico è Frigerio, forse, sai. Cross, non in maniera eclatante, sì, però anche lui non è un giocatore che fa gol. Attenzione qua dove vuole andare Caferri, che sfida Critta, e l'aveva anche saltato tra l'altro. Poi serve al centro per numero 14 Marotta, che va a schiantarsi però su Galli, che poi serve Lepore e poi Frigerio. Proviamo a ripartire
non si passa però da quella parte. 43esimo, ci sarà recupero? Puntiamo tutto sulla nebbia, sospensione per nebbia. Recupero per nebbia, ci sarà, non so. La sfiga ci affligge, dice. Diciamo che questa stagione sembra una di quelle tante stagioni grigie, inutili che avevamo con D'Agostino. Quando eri lì, mezza classifica, ti salvavi però non andavi su. Segnala allerta nebbia gialla anche a Lecco. Io mi ricordo quando Agostino comunque si giocava bene. Sì, no, però dico a livello di risultati di campionato non potevi sperare nella B, non avevi paura della D. Sapevi che andavi ai playoff da... Sì, possono mettere un po' di pepe in più e farci rischiare la D quest'anno, per esempio, per come stanno giocando. Sì. Io ho partito con molti... Più che altro perché se anche giochi bene e dai il massimo ma perdi, non è un bel segnale, ecco. Vabbè, ma almeno noi giochiamo male, quindi perdiamo e giochiamo male. Non hai giocato male questo primo tempo. Però abbiamo avuto mezzo... vediamo adesso Sipos e la Mendoza che gli tolgono praticamente la maglia, non è senza maglia. Tanto attenzione qua, a terra, sì, Caferri, caro, hai fatto fallo, no, chi è? Stuckler. Caro Ferri. Hai fatto fallo, caro Stuckler. Un bel ritiro a Lourdes, scrive Cinzia. Supertia 91, non mi pare che le altre squadre abbiano giocatori di qualità, più che altro mi chiedo cosa abbiano fatto con Baldini per tutto questo tempo. Sotto quale punto di vista? Punto di vista del gioco non ce n'era con Baldini, spiace dirlo, ma non abbiamo visto granché. No. Anche fisicamente poi comunque eravamo sempre un po' in difficoltà, soprattutto nei finali di partita. Diciamo probabilmente qualcosa non ha funzionato dal punto di vista della preparazione. Recuperiamo? No, fallo. Ciao anche a Nicolas. Vabbè, oddio, sì, no, effettivamente oggi non è che abbiamo giocato male, per carità. Le uniche occasioni della partita abbiamo creato abbiamo giochicchiato, segnato dal calcio d'angolo. Però non è neanche quella partita da squadra che vuole vincere, cioè sì, giochicchi, speri. Ti dà l'impressione di una squadra che non riesce ad avere, che dici adesso segnano. Hai l'impressione di essere più forte di loro, però non riesci a... Tanto c'è un cappello che spunta qua davanti alla... Gioco fisico, non sostengo il Lecco, scrive Nicolas. Che squadra sostieni? Ok. Quindi ti salutiamo lo stesso. Grazie dell'informazione. Siamo contenti che ci segui, che ci seguano anche non blu celesti. Fine al primo tempo. Finisce il primo tempo, in questo punto di recupero non è successo assolutamente nulla. Cinzia, si può andare alla Madonna del Bosco, più vicina di Lourdes senza dubbio, nessun tiro in porta. No, non è vero, abbiamo colpito un palo di Frigerio e poi l'occasione di Sipos che comunque anche se non è andata in porta però poi esce tanto così. Però sono due occasioni, allora diciamo, non clamorosissime, però due belle meglio occasioni. Di loro. Meglio di loro non hanno fatto niente. Il cross di Galli e il tiro di Sipos lì era Nicolas ti fa la Giana. Ok. No, sostengo il Sondrio. Nicolas, ci stai trollando, non capiamo. Ma è straziota. J-Meta, Lecco, scusate il ritardo, forza Lecco, sempre la ribaltiamo. Speriamo in questa ripresa. Adesso andiamo a sentire il nostro Albino, così lo salutiamo a Denis anche, che aveva chiesto prima. E vediamo un po' che partita hanno visto dallo stadio di Gorgonzola. Non credo che sia molto diversa c'è un personaggio da quella che abbiamo visto noi. Davide, buonasera, ci scrivo da Gorgonzola. Primo tempo Davide, sei giù da Gorgonzola. Primo tempo squallidi. Denis, ognuno ti fa quello che vuole, basta non offendere, certo. Certamente. E allora, squallida non direi, è stato un discreto primo tempo, però poi loro con quel calcio d'angolo maledetto sono in vantaggio. Ecco Albino, mi senti? Sì, ciao Stefano. Stavamo proprio rispondendo a dei nostri amici che ci scrivono da casa, dicevano un brutto primo tempo. In realtà non è stato un brutto primo tempo, non so se tu sei d'accordo. Sì, manca sempre un po', manca sempre un po' di quella cattiveria negli ultimi 20 minuti, 25 minuti. Quello non è che manca sempre un po', scusa ti correggo, non ce l'abbiamo proprio. Sì. Cioè, voglio dire, ma ripeto, mi tocca ripetere le stesse cose da sempre, diventa quasi stucchevole. Cioè, il calcio è una roba dove devi arrivare sulle fasce laterali e buttare i palloni in mezzo. Abbiamo un centravanti alto, ditemi voi quanti palloni gli sono arrivati. Zero. Quanti? Zero. Quanti? Sì, zero più o meno, sì, zero.
facciamo fatica negli ultimi metri e non sappiamo bene cosa fare. Fino al centrocampo va tutto bene anche oggi, no? E poi però diventa un po'... Ma guarda che io penso che qui si tratterà di mettere mano pesantemente al mercato di gennaio, sì, perché qua ci sono degli elementi che proprio sono inconsistenti. Più che altro sembra veramente costruita, non dico con poco senso la squadra in generale, questo mi riferisco anche quando c'era Baldini. Aggiungerei male. Male, molto male, sì. Perché ti dà l'idea, come dici tu, che questa squadra più di così non riesca a fare, non possa fare. No, assolutamente, ma io mi domando a questo punto qui questo direttore sportivo che cosa ha visto, che cosa è andato a prendere. Certo. Perché adesso bisogna cominciare a dare dei titoli alle persone, il titolo di un libro che se bisogna scriverlo insieme bisogna scriverlo poi. Però ci deve essere chi ha fatto una cosa che ne ha fatta un'altra, insomma. No, assolutamente. Senti, la nebbia dà fastidio o non... In che senso? No, dico alla partita o anche a voi dalla tribuna. Noi a volte un po' ha dato fastidio qui vedendo in TV. Sì, no, c'è un po' di sfighiera, come si dice a Milano, però tranquillamente gestibile. Vedi, non so, io in questo momento sto guardando il calcio d'angolo dalla parte dove ha preso il gol il Lecco e vedo tranquillamente la bandierina. Okay. Sì, non c'è una visibilità perfetta, ma non è una visibilità che può preludere a cose diverse. Certo, senti, ti chiedo di Volpe, come l'hai visto? Lui segue molto in piedi la partita, cerca di trasmettere grinta alla squadra, oppure un po' più calmo rispetto a... Ma io guarda, non l'ho visto molto agitato in panchina, sinceramente. Non mi è sembrato, proprio non l'ho seguito neanche molto. No. Detto questo, però qui adesso secondo me se vogliamo metterla giù in un certo modo dobbiamo essere onesti, dobbiamo dire era tutta colpa dell'altro allenatore, ragazzi. Sì. Guardate cosa abbiamo fatto in 4 partite. Per adesso non è cambiato nulla, più o meno, a questo punto. Quindi diciamo. probabilmente non era poi così, diciamo così, fondamentale cambiare allenatore, probabilmente, non lo so. Certo. Anche perché poi, ripeto, se poi tu c'è dei giocatori che non capiscono le cose elementari, ripeto, io non riesco a capire come mai giochiamo tutti sulla corsia di destra e poco a sinistra. Non buttiamo palloni né a destra né a sinistra, scusate, uno dice, ma nel calcio vinci chi fa il cross, soprattutto se hai un centravanti, ripeto, alto come la Torre Eiffel, non so, e poi prendiamo con noi invece in circostanze analoghe. Eh sì, perché poi da questi calci piazzati soffriamo veramente tanto. Oggi non è bastato neanche avere Billong in più, diciamo, in difesa per queste situazioni, per far fronte a queste situazioni. Tra l'altro non ha fatto neanche male. No, non ha fatto male Billong, assolutamente. No. È uscito anche un paio di volte palla al piede bene dalla difesa. Sì. Ma ha mostrato personalità anche. Sì, ma sostanzialmente devono trovare delle maniere per scardinare le difese, sono solo quelle. Non ce ne sono altre. Se vogliono entrare in area con l'1-2, allora queste file sono robe che può fare il Milan, la Juve e l'Inter. Certo, no, sì, poi basta. Noi non siamo attrezzati per quello. No, assolutamente. Anche perché se da 3/4 ci arriviamo bene anche con gli scambi, poi però dopo devi affrontare la difesa e se non salti l'uomo sei finito. Ti volevamo chiedere se ha avuto un qualche strascico, come è proseguita, non so, la questione Furlan dopo il petardo con i tifosi, nel senso oggi quando è entrato in campo è andato verso la curva, l'hanno applaudito. Ok, quindi è risolto tutto, no? Siamo contenti e sollevati da questo, perché ci chiedevamo appunto, no? Visto quello spiacevole episodio. Grazie Albino, dai, ci sentiamo più tardi a fine partita, vediamo sperando di vedere qualcosa di meglio. Basterebbe poco, comunque a più tardi. Noi chiudiamo questa prima fase di trasmissione, ci ritroviamo tra qualche minuto per seguire la ripresa, restate con noi.
Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blu-celesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su squadra e società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649, WhatsApp al 366 972 78 85, on air il lunedì alle 21:30 sulla pagina YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni, il tuo partner per ogni esigenza.
conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912, prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Se chi in retrocede. Ci siamo. Siamo tornati in diretta. Mentre amabilmente stavamo cazzeggiando. Puntiamo tutto sulla nebbia. Attenzione, Albino ha detto che non dà fastidio, ma in questo momento le ultime parole famose. In questo momento la nebbia dà fastidio a noi sicuramente perché non si vede nulla. No, coi fari così poi ti dà un fastidio perché riflette, quindi. E deve trovare nella nebbia la strada, la via del riscatto questo Lecco, chissà se saprà farlo. Un faro nella nebbia, devi trovare un faro nella nebbia. Ilari, eccolo Ilari. Ma non posso di Galli, ma perché? Galli che è stato uno dei più ordinati. Ma ho avuto un problema, Galli. Quanto uomo è femmina? È una donna, sì, ragazza? L'ho detto 5 volte che era una quarta donna. Sì, Anna Frazzi. Chi? Anna Frazzi. No, non ho mai sentito. Vabbè, Frazza. No, non è uguale. Scusate, Frazza. Di Schio, però, di Schio. Ma Anna non è detto che sia donna, cioè magari si sente uomo oggi, che ne sai. No, quello non lo Visto so. Come non voglio entrare nella sua identità di genere. Ultimamente non sei mai. Io ti dico, anagraficamente si chiama Anna. Schio è maschile, quindi Anna Frazza Schio. No, perché sei arrivata da Caltanissette invece è femmina. Allora, tutto pronto per ricominciare questo secondo tempo. Ilari al posto di Ilari, che dir si voglia, non abbiamo capito, non lo capiremo mai. Ilari con l'H. Blasi, chiamiamolo Blasi, siamo a posto. Però scusa, chi va adesso? Di Gesù o Ilari davanti? C'è Volpe che lo sta catechizzando in campo. Sì, perché non ha avuto tempo un quarto d'ora negli spogliatoi. Gli stai dicendo, vedi, quello è no, gli ha spiegato scelta tecnica. Quelli sono i tuoi compagni. Quello è il centrocampo. Tu giochi. Aveva un'amnesia Ilari. È un cambio che non ci spieghiamo. Mi sa che non se lo spiega un po' nessuno. Adesso capiremo. E probabilmente vuole avere. Matteo ci scrive: Volpe ammonito all'intervallo per proteste, mister. Cioè è andato negli spogliatoi a ammonirlo negli spogliatoi. Ma per cosa protestava? Ma scusa, ma se uno urla addosso all'arbitro negli spogliatoi può entrare là e bussare l'arbitro? Scusa, ma tu vedi la partita di oggi. Non è successo niente. Vedi la partita di oggi, per cosa protesti? Perché? Cioè non è successo niente, nulla. Perché stiamo giocando male. Perché il giallo di Mendozza su in area era simulazione. Quello che si è preso la legnata che era Galli a centrocampo. Non l'ha più ammonito quello della tanto è ricominciata. O magari su un fallo così, ma non perché per il resto non si vede nulla dove attacchiamo noi. Ragazzi, si vede tutto. Meraviglioso. No, però il pallone si vede. Albino l'ha battezzata. No, si vede. 5 minuti dopo non si deve dei cross, dai che magari se non vediamo noi neanche loro magari non ci viene l'isteria del gioco quindi. Ilari subito a toccare il primo pallone. Non sappiamo però veramente perché Volpe abbia tolto Galli. Comunque probabilmente vuole un po' era uno dei migliori, non era lì dove bisognava. Il problema brutto fallo su Mendoza di Gesù. Ma non c'è il gialletto qua, eccolo qua, il gialletto per che è Caffè? Montipo, penso l'8. Sì. Montipo finisce anche lui. Ma c'è Montipo. Non si è visto per niente Montipo. Però si è visto Stückler, ma non Montipo. Vediamolo. Oddio, va sul pallone, poi dopo pizzica un po'. Il pallone a 1 metro di distanza, lo vede. Poi tira una chesca vecchia sul ginocchio. Poi lo prende, più che col piede, con la ginocchiata sulla coscia. Pinto da capitano va a parlare con l'arbitro, ma l'arbitro nigro che sta arbitrando abbastanza bene oggi, tutto sommato.
Oddio, facile. L'unica cosa che doveva fare è ammonire quello della Giana, non l'ha fatta. Sì, poi sulle altre ci potevano stare, ovviamente Mendoza la simulazione era abbastanza clamorosa. Di nebbia invece degli annabaglianti. Battuta per corta, sta sulla sinistra, più che altro è fastidiosissimo il faro. Non possono spegnerlo il faro. Di Gesù sulla palla allargata sulla destra, il Frigerio cerca l'imbucata dentro, esce, mangia poco e anticipa Billong che si stava avventurando sul primo palo. Effettivamente si fa fatica un po' a vedere. Però scrolla che va via la nebbia. Aspetta, allora, i nostri amici un pallone arancione come sì. portiere. Allora, aspetta, che qua i nostri amici sono scatenati da casa. Il problema è che loro ci vivono nella nebbia, sono abituati. Noi allora, meno. Mendoza la palla larga, mamma mia, quanto sbasso la parata o il palo. Non si vede, non si è visto nulla, ragazzi. Stiamo facendo molta fatica in questo momento a capire quello che succede. Forse Galeando. Però è gioco fermo, secondo me, no? Fuori. Fausto dice addirittura fuori. Sì, azzarda un fuori, vediamo. Critta, vediamo, la mette dentro e poi così però. Beh, e poi qualcuno calcia fuori. Galeandro? Sipos. Fidiamoci. Ci arrivano delle notizie che però pare che Galli, un po' anche per precauzione, perché aveva qualche problemino fisico, non si era allenato benissimo, allora forse ci sta un tempo per uno. Intanto Billong sradica palla, avversario, però viene risparmiato in questo momento da Nigro e non c'è il cartellino. No, infatti non mi sembrava neanche un fallo così cattivo. Vediamo. Sì, forse certo. Mi ha preso sul piede di richiamo, forse su quello d'appoggio. Certo che ti arriva addosso uno così. Stefano qua in regia, innanzitutto buonasera a tutti. Ciao Fausto. Ti diciamo quello che dice il cronista, sperando che non sia a Milano anche lui a far la cronaca, ma sia giù presente, perché in teoria le stesse immagini che vediamo noi le vede anche lui. Lui ha detto Sipos, quindi ci fidiamo di Sipos. Noi da qua dalle immagini non si è visto niente. Comunque è più nebbia di là. Anche perché se mi fai vedere il replay e la palla è già là e tu sei ancora dall'altra parte. Beh, anche il camera si vede che non stava vedendo molto. Tanto qua controllo, guarda come fa, si permettono il lusso di controllo di retropassaggio di ginocchio e il portiere la appoggia anche al primo tempo l'ha presa di testa. si permettono queste finezze, vi dico. Ma secondo me mangia fame, com'è che mangia poco. È abbastanza non dico ingenuotto, però si giochicchia come fosse con i ragazzi. Io rivorrei però quello della settimana scorsa, come si chiamava? Sibi? Sì. Anche se oggi fiderei di più di lui. Abbiamo fatto un tiro in porta oggi, 0. E in porta, uno specchio della porta no, perché abbiamo preso il palo e l'abbiamo sfiorato. Però anche dalla parte di Furlan non si vede. Infatti stavo dicendo occhio si retropassaggio. Meglio di qua che di là, ma invece anche di qua. No, solo a centrocampo si vede un po' meglio, forse perché la telecamera è anche più vicina, quindi dà quell'occhio. No, poi sono proprio è la luce dei fari che dà molto fastidio. Bello! Il pallone dentro, di Gesù deve inseguire e riuscire. Lepore, cross sul secondo palo, c'è Previtali che allunga, arriva Critta però che tiene via l'azione per i blucelesti. È dura. Lotta sulla linea di fondo e guadagna la rimessa dal fondo da Gian Erminia. Benedetta, che anche lei è in tribuna, ci sottolinea che si inizia a vedere poco anche dalla tribuna. Quindi no, di là la bandierina dalla parte, diciamo, dove attacca adesso il Lecco, dove è l'entrata degli spogliatoi, sto vedendo veramente poco. Adesso forse tu riesci a vedere l'aria? No, la riga dell'aria è grande di là. No, ma neanche la nostra, no. Cioè neanche la riga proprio della lunetta qua. Adesso no, giusto? Sì. No, ma sta peggiorando tanto adesso, anche centrocampo si vede poco. Poi io non so lì dal campo come vedono. Probabilmente vedono sicuramente meglio di noi. Sì, sicuramente. Sì, poi in campo però veramente si fa fatica. Quindi qua Fausto, se succede qualcosa ce lo dovrai raccontare tu, da quello che dice il collega di Sky, sempre che non sia le Bahamas a fare la cronaca, ma sia lì in campo. Frigerio cerca la deviazione, arriva Billong da Manforte, salta in groppa,
palla però che viene regalata a Stucker che poi sbaglia il passaggio. Una fase un po' bruttina di partita qui in cui per fortuna non vediamo niente. Una partita inguardabile, se vogliamo buttarla sullo scherzo, in tutti i sensi, letteralmente inguardabile. No, leggevo i nostri amici da casa che hanno scritto tantissimo anche nel primo tempo. I giocatori che li ha scelti sapevano con Minadeo. Fausto infatti tanto vi manda le immagini di Matteo che testimoniano il nebbiozzo. Però i giocatori vedono meglio. Ma anche agli Ionita si vede, centrocampo assemblato male, Gennaio cambiare registro, Cinzia. Il centrocampo non è che è andato neanche così male il primo tempo. Da gennaio cambiamo il direttore, scrive Denis. A Gorgonzola c'è il nebbia, è una tattica del Giana. Davide, per quello biglietti costano così caro perché non si vede niente. Dai un bel gol sotto la Nord appena inizia il secondo tempo. Massimo, un attimo a fare 2 retrocessioni di fila, attenzione, vabbè, anche no. Michele, non sapevo che avessimo pareggiato. E neanche noi. Davide, hanno segnato nell'intervallo, guarda la scritta. Ma infatti stiamo perdendo. Non so, avevamo ipotizzato un 1-1, non lo so. Di già, o forse Sky. Ilari, giallo per Ilari. La prima palla che tocca è la gamba. Falcione di su Stucker che stava partendo. Ilari, dov'è Ilari qua? Caro il mio Ilari, sei ammonito. Jordan, ma è finita la partita? No, è finito il primo tempo. Sì, mamma mia, ma rischiato. Non puoi fare una roba del genere. No, appena entrato, subito a freddo fai questa sciocchezza. È da rosso questo, È andato piede a martello, te che è scivolato sulla palla già avanti. È per ritardo. Sul piede dietro, cioè. Qui c'è andata bene. E non sono neanche lamentati molto, loro. C'è andata bene. Graziato qui Ilari. Pinto e la Mesta su punti battuta. Siamo distanti dalla porta difesa c'è Furlan, sì. Allora ci dicono, comunque ci confermano anche alla Team TV, sì, non si fa fatica a vedere ragazzi. Noi proviamo a raccontarvela, ma si fa. Per la Mesta cross, Furlan fa solo la sfera facile. Continua comunque anche la Giana a atmosfera tesa, ci segnala Ryan. Ilari che insulta Frigerio dopo il fallo, atmosfera tesa. Beh, probabilmente Frigerio che gli ha detto ma che stai a fare? No, magari Ilari ha fatto il fallo per recuperare dall'errore di Frigerio. Frigerio. Mancanza di Frigerio, beh può essere sì anche quello. Eccolo Frigerio in possesso. Poi non vede nulla, quindi la butta dentro. Però dalla parte opposta appare nella nebbia Mendoza che poi lascia la critta e qui cross basso, calcio d'angolo. Dai ragazzi che la buttiamo nella nebbia, qualcosa succede lì. Era proprio Ilari che abbiamo chiamato spesso nel primo tempo. Era Ilari che ha fatto il fallo che aveva chiamato Billong prima. Il gol di Billong. Magari. E però lui è l'unico che vede nella nebbia. Chi? Il Billong. Sì, però io dico nella nebbia buttala dentro che qualcosa succede perché non vedono nemmeno loro. Volevo sapere se domani mi gioca la Sondrio Calcio, non lo sappiamo. Tanto l'ha battuto l'angolo, l'ha messo fuori il 4 Nichetti. E sarà rimessa, no, per la Giana. No, ancora no, per la Giana. Per la Giana, perché ho visto l'ultimo tocco nostro. Io. No, pur nella nebbia sta facendo sono riuscito. Tirare da fuori con la nebbia, Giancarlo, può essere una soluzione. Intanto noi nella nebbia vediamo il cartello giallo di Fausto. È giallo apposta. Che è giallo apposta per la nebbia. Pubblicità. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Rientriamo con un giocatore della Giana Terra. Ora attenzione, forse Ilari è già ammonito. Fai attenzione. Ha fatto un palletto di centrocampo che ha rischiato qualcosa. Sarebbe meglio, forse sai cosa? Sarebbe meglio coprirlo. Nervoso. Come mai secondo te mi sta così nervoso? Per il punteggio, per non aver trovato non ha fatto molto qua. No, qua no. Però non l'ha neanche visto.
Diciamo che stava andando a calciare una palla a mezza altezza, l'avversario ha messo la gamba in mezzo e l'ha sfiorato, l'ha toccato. Molto probabilmente magari pensava di giocare perché non è che sta giocando tantissimo, giocava di più con Baldini. Non ha giocato neanche l'ultima da titolare. Sì, diciamo che ha perso un po' la maglia da titolare, con Baldini era un titolare e adesso invece Attenzione, palla dentro, rimane lì Battistini, in qualche maniera ancora lui provvidenziale a rilanciare, però c'era fuori gioco. Furlan. Dico io, può essere magari il fatto di essersi sentito magari un po' scavalcato nelle gerarchie. Può essere. E beh, però al contrario, invece che guarda come chiedono il fallo di mano invece che innervosirti dovresti no, sicuramente quello sì, però magari hai un po' quell'atteggiamento che speriamo che porta a qualcosa di positivo, perché comunque la prima palla l'ha giocata bene, che aveva messo una bella palla verticale in aria. Di solito il discorso che facevi tu all'inizio, Giulio, è mettere in discussione il giocatore proprio per mettergli un po' di pepe al fondo schiena. Lui se è a posto è uno che può dare c'è tanto. Stato uno scontro nella nebbia, si sono fatti male ma non c'è nemmeno calcio d'angolo, credo. Sì, dai che possiamo usufruire di un calcio d'angolo al 58esimo. Critta sul punto di battuta, Lepore non va stavolta. Billong. E arriva Billong, attenzione che arriva Billong, ragazzi. Facciamo un bel blocco su Billong. Tanto cade qualcuno. Il blocco gliel'hanno fatto, infatti è finito a terra. Che cos'è? Ha tirato la pallata, erano tutti fermi. No, non si è accorto con la nebbia. Perché non vede nulla. Se la metti bene, un bel blocco su Billong, lui che entra. C'era stata una vecchia su Sipos che era caduto a gioco fermo. Se la ridacchia un difensore della Giana, non so chi fosse. Da ribattere questo calcio d'angolo, chi c'è? Critta a battere? Sì. Penso di sì. Riesci a capirlo te? No, però la palla arrivava per così, sarà un mancino, quindi per forza Critta. Andiamo a palla dentro, svetta un giocatore della Giana. Sky che è costretto a zoomare tantissimo per cercare di capire cosa succede in campo, ma poi finisce a terra di Gesù, ma non c'è fallo. E poi Lepore senza tanti complimenti la spazza. No, scusate se siamo un po' lenti nella cronaca, ma non è che si veda molto, Tanto anche qui ha fischiato cosa? L'ha rimessa laterale qui, sì, perché il fallo il limite poteva essere su di Gesù. Rimessa laterale, anche questa battuta malissimo da Colombara, anzi alla Mesta. Poi Nichetti sbaglia il tocco, Billong recupera Battistini, prova ad avanzare per il piede, poi va da Critta che alza il pallone per lo stesso Battistini, un po' articolata l'apertura sulla sinistra verso Mendoza che poi lascia dietro a Critta, pallone profondo, ci interviene in qualche maniera la Giana, ma ancora viva la palla per i blucelesti dalla sinistra. Dai che ci proviamo. Prova Mendoza ad entrare in area, non ce la fa, viene ribattuto. Poi si perde nella nebbia e chissà che cosa poi succede. Mezz'ora alla fine, questa partita che è complicata anche per la nebbia, ma non solo ovviamente. Il cameraman di Sky che adesso si perde la palla molte volte, non è facile neanche per lui. Tanto colpo alla nuca per Sipos, staccato su di lui. No, ha ragione Albino, comunque un giocatore così non arrivare mai sul fondo, cioè onestamente. No, ma poi vai sul fondo e metti sempre palla o basta sul primo palo o dietro. Attenzione che entra un giocatore Ballabio. Sì, non è lecchese però insomma. E c'è anche Alborghetti in panchina. C'è Alborghetti? Il nostro ex, credo, Alborghetti. Tanto chi è uscito, scusa, mi sono perso chi è uscito. Chi è uscito, Fausto? Non l'hai visto? Ma in teoria potrebbe anche c'è Mattia in 12, Alborghetti. Perché tanto tu lo capisci se sono in 12. No, però dico, hanno anche De Maria hanno loro in panchina tra l'altro. Adesso cerchiamo di capire chi è uscito. Montipò, che così non potremo più dire che non c'è, perché non c'è più veramente. Anche vedere Ballabio in questo momento diventa difficile francamente, però si va avanti così. Nessun altro cambio invece. Esatto, come sottolinea Fausto, facciamo prima noi vedere Ballabio da qua che in campo sì in paese, certo. Noi abbiamo visto, magari c'è la nebbia anche qua fuori adesso. No,
non credo, però. Palla dietro a Furlan che rilancia. Però anche questi rilanci sono veramente... È psichedelica sta partita comunque. Sì. Cioè, fa vedere gli sbadioni. Dai, giochiamo solo qui dove c'è Frigerio che si vede. Si post orizzontale di Gesù. Si va dall'altra parte. Per qualcuno. Mendoza forse, che va al cross. Sì, c'è una palla rilanciata. Anche abbastanza bene, poi basta. Billong in qualche maniera, ma poi con questa sfera la Giana esce bene Battistini, petto in fuori e palla ai suoi piedi. Va. 1148 arriva il dato degli spettatori. Bello il tocco di ritorno di Free Mendoza, però Battistini viene fermato e viene anche ammonito. Perché? Chi, scusa? Mendoza? Battistini. Mendoza gli ha fatto un bel colpo di è arrivato in ritardo, gli è andato addosso. Poteva anche risparmiarsela. Sì. Andiamo. Tacco di Frigerio. Ma però giallo, sai che non lo so, un po'... sì, va. Non è neanche andato. Poteva fermarsi, tanto cosa. Però stiamo pagando già un prezzo abbastanza terzo è un cartellino giallo ingenuo, l'hai proprio regalato. Ma come tutti e tre quelli. Perché può anche non dartelo, ma cosa serve? No. Sì, sei un difensore. Con, non è che dici vinco quel contrasto, vado in porta e rischio, cioè è una cosa ormai a azione finita. Può essere che voleva evitare il contropiede come lui, ma no, un esperto come lui non puoi prendere un giallo non da lui. Billong in anticipo, poi ci prova Galeandro e trova la deviazione rimessa laterale, può far salire la squadra, Lepore arriva per la battuta. Io sai che proverei il walking up per Lepore oggi. Lepore male oggi. Ma poi loro non è che ci hanno creato qualche pericolo fuori dal gioco, hanno fatto poco. No, ma poi loro neanche salgono da questo lato, quindi puoi rischiarlo magari. Allora Paolo scrive un'osservazione interessante: dovrebbero capire che metterci la grinta non vuol dire menare a vanvera chi capita a tiro, ma magari metterci la voglia sul pallone da giocare. Sono d'accordo, sì, so voi, ma... No, ma nel primo tempo l'avevano fatto in un momento, attenzione, Battistini ribatte in rimessa laterale, no, perché c'era Critta o chi per lui in quella zona a tenere palla in campo, però loro le conquistano Pinto, la scodellata in area dove c'è però solo Furlan. Andiamo in pubblicità. Sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Scendi. Nuova DR 5.0 full optional di serie, anche termo hybrid, benzina GPL e in pronta consegna. Concessionaria ufficiale DR per Lecco e provincia GP Car. Concorrezzo strada provinciale 13, Monza Melso 70. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. Non sta. Gestiamo la palla dalle retrovie. 25 minuti, un ritmo che cala come la nebbia. Cala. Questa è una partita che non si può vedere in tutti i sensi, ragazzi, perché un po' non la vediamo per la nebbia e un po' fa schifo. Vabbè, qualche cambio lo inizierei a pensarlo, perché sennò poi ci addormentiamo. Il copione è sempre quello, con quella già non sta facendo niente e noi stiamo lì, giochicchiamo, non riusciamo ad avere occasioni pulite. E le difficoltà sono sempre le stesse delle altre partite, francamente. Galeandro, una conclusione che va a finire neanche in la messa laterale, forse, perché non vediamo niente. Galeandro, che prima ha avuto anche una buona chance, l'ha girata come meglio poteva, è andata ampiamente a lato. In questa occasione metti giù un buon pallone al limite dell'area, poi tira ma che una tiro roba è? oscena. Cioè, che tiro è? Non lo so, lì Galeandro ha perso proprio completamente dal limite dell'area al collo pieno che finisce della sulla porta, bandierina. Della posizione della porta. No, che è giusto tirare, ma più che altro non neanche centrale alla porta, ma in direzione della porta. Cioè ha tirato lateralmente. Tanto si continua a faticare noi a vedere la partita. La Giana si è schiacciata molto nella propria area di rigore ora. Galeandro riesce in qualche maniera a girare, ma prova il difensore
della Gian Erminio, che poi cerca di sviluppare un contropiede, arriva Galeandro a disturbare, per fortuna rallentando nel gioco. Frigerio recupera il pallone in area in zona centrale e può avanzare. Palla per Mendoza, che però aveva anticipato secco. Mendoza si è un po' perso da Caferri. Non conosce la nebbia, quindi si è perso. Allora, stava dicendo male sono capitato. E ci sarebbe in effetti spazio e tempo per cambiare, come dici tu, mister. Tordini perché non lo sicuramente metti? uno che può entrare, o al Direi posto di che Galeano, al posto di Mendoza, Chi, scusa? o al posto di Galeandro, al posto di Mendoza. Galeandro al secondo tempo almeno un po' di voglia in più ce l'ha messa. Sì. Quella bella occasione che si è creata dal nulla calciando in spaccata non è uscita poi di così tanto, quindi... No, poi ha fatto il meglio che poteva in quella posizione. Tanto colpo di testa verso proprio Galeano, in mezzo hai poco da cambiare. L'unico cambio che potevi fare l'hai già fatto. Dore però. Dore non gioca da 1000 anni, non credo neanche sia. Neanche lui. Non credo sia davanti nelle possibili scelte. Tordini e Rocco, non è che puoi anche toglierlo, perché tanto è stato sì, però ma non per lui no, è vero, però con tutti sti palloni che arrivano dentro così magari ti fa un po' la guerra davanti. Mauro, se oggi perdiamo siamo rovinati, perché la prossima è con il Padova, Made in Tokyo. Io giocherei la nostra arma segreta Rocco, che secondo il nostro DS Minadio è il Van Basten della Lega Pro. Nel senso, Van Basten ha 29 anni quando si rompe la caviglia, come la Panna che è la nuova Ferrari. Esatto. Il Van Basten è quello che rientra nella finale contro il Marsiglia e poi non gioca più per un anno e mezzo. Quello, sì, come sempre dopo 60 minuti la benzina è finita, scrive Paolo, ma in realtà non c'è mai stata. Le idee un po' che... Ma il problema non è la benzina, non è che non stiamo... non stiamo subendo o non correndo. No, ma perché anche loro hanno fatto il gol e poi dopo loro basta. Ma però una volta che sono in vantaggio loro sono chiusi dietro, abbottonati, basta. Questa è una loro partita a fare densità nella metà campo. Dato di fatto non riusciamo ad arrivare sul fondo, non c'è un... Comunque lo stava dicendo Albino, attenzione, rischio di Lari che perde palla dentro in area. E c'è il recupero senza rigore di Battistini. Meno male che c'è la nebbia, l'arbitro non ha visto niente, ragazzi. No, io stavo dicendo, a proposito della nebbia, per fare un altro tipo di discorso, Albino parlava del calendario, ma giocare in queste zone alle 17:30, un lepore che si appoggia e poi va no, vedi, appoggiamo alle 17:30 di sera a Giana, Erminio, Gorgonzola, dove cavolo giocano questi qua? Ma è normale, non puoi giocare alle 15. Ragazzi, era rigore, grande rigore a casa con Battistini. C'è giallo per chi? C'è per qualcuno Cappella, di loro, penso. Fausto, tu hai visto per chi era il giallo loro? Penso loro allenatore. A vedere le proteste, secondo me è il mister. A vedere così era rigore. Su chi? Scusa, chi era lanciato? Mallabio? Giallo alla panchina. Sì, quello sì, però. Ma non si sa per chi. No, dico chi era, però l'attaccante su cui ha fatto il presunto fallo. Non si... Vediamo adesso se... Forse Stuckler. Ancora Stuckler. Attenzione, libero sul... calcio d'angolo. Non si vede niente. No, hanno fatto il calendario perché secondo i canoni del cambiamento climatico nella pianura padana non ci dovrebbe essere più nebbia per i prossimi 500 anni. No, perché Gorgonzola si sente le Maldive, si sentono le Maldive, quindi sanno che c'è il sole. A Potenza giocano alle 3, Gorgonzola alle 5. Anzi alle 12:30 in agosto alle 12:30 a Potenza ed inverno alle 17:30. Ma non dovrebbero più in generale giocare alle 17:30 d'inverno? Ma dovrebbero giocare tutti alle 3, qui 15 alla domenica e basta. Esatto. Eppure guarda che fino a gennaio solo 2 volte giochiamo alle 3. Attenzione. Qualcuno è finito a terra e qualcuno alzava la mano. Siamo riusciti ad uscire penso palla al piede. Adesso è peggiorata da matti, ragazzi. Adesso ragazzi non si vede più niente. Cioè si capisce che zona del campo siamo se il cameraman sa, lo indovina, perché se... nebbia ad altri tempi. La cosa bella è che dicono sta andando in area nostra, mi sa che è rimasto giù qualcuno. Sì, perché sicuramente Billong nella nebbia, bam! Con una delle gambe Billong ha colpito.
No, ma tra l'altro dicono che lo fanno per le televisioni. Bello vedere queste partite in televisione, no? Vabbè sì, oggi la nebbia diciamo è una succede tanto. spesso, che le partite la sera, è successo anche in Serie A volte. 26-21 nostro Frigerio Tordini. Allora, dentro Tordini si gioca questa carta. Perché Frigerio? Non lo so. E Galeandro Rocco. Galeandro Rocco. Sì. Allora, come ci mettiamo? Volpe non ha visto come sta giocando Mendoza e quindi non l'ha cambiato. Galeandro invece che di qua o cambia modulo. 4-2-3-1. Spericolato questo Lecco in questi ultimi, ma giustamente siamo sotto. Mendoza a destra di Gesù e Ilari con pubblicità e poi vediamo questo rush finale del Lecco, se mai ci sarà. Se lo vediamo. Chi va alla ricerca della purezza. Chi va d'accordo con il pianeta. Chi va oltre il solito fondente. Chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Tanto riconquistiamo la palla sulla nostra tre quarti, ma viene visto un fallo da parte di Tordini. Tordini che almeno, bravo Tordini, che ha le scarpe bianche, almeno le vediamo. Così Vediamo come se... Rocco con le scarpe gialle fosforescenti. Bravi, bella idea. L'idea migliore della partita del Lecco l'hanno avuto loro due, a scegliere le scarpe. Vediamo anche se no non li metteva. Infatti, no, ma solo perché vedi, guarda, almeno li vediamo. Allora, vediamo anche se ci sarà, perché i cambi nelle ultime partite nella gestione Volpe fino adesso non solo non hanno portato, hanno peggiorato la situazione fino adesso. Vediamo se oggi può cambiare qualcosa. La punizione della tre quarti, no, non la battono, c'è un cambio per loro? Sì. Fuori, dentro il 47 Scaringi per Mattia Scaringi. Tutti Mattia o Matteo si chiamano comunque i giocatori, proprio per legge. Chi esce? Classe 2003, ecco, così non ci aiutano. Che è il capitano? Che è uscito? Fausto, avete sentito? Pinto? È uscito Pinto? Vabbè, facciamo che è uscito Pinto, tanto non si vede nulla, ragazzi, quindi uno vale l'altro, voglio dire. No, adesso cerchiamo di recuperarvi chi è uscito. Stavo cercando di vederlo in panchina. Attenzione, è la battuta. Mentre posso dire che migliora un po' la situazione nebbia ora, leggermente. O vogliamo? E poteva sì, un po' migliorata. Sembra migliorata. All'improvviso migliora e Lecco ne approfitta. Attenzione, limite dell'area Mendoza. Perché non conclude? Non si sa cosa fa, fa le finte, si piazza dietro e recuperano. Si sono piazzati loro in 18 in area nel frattempo. Andiamo dalla sinistra. È peggiorata, invece in questo momento non si vede più nulla, ragazzi. La nebbia dipende da quanto zoom. Può essere. Sì, però, ma Mendoza, ma perché non tiri? Sei al limite dell'area. Comunque volevo fare una comunicazione, anche noi qua in regia siamo un po' annebbiati. Perché? Perché la partita fa schifo? In quel senso? Non stiamo seguendo, siamo un po' in catalessi. C'è un po' di nebbia. È una partita che già anche senza nebbia farebbe francamente un po' addormentare. Però questo abbiamo, ragazzi. Sembra la partita. È uscito Pinto, confermiamo. Cosa? Scappoli umiliati di Fantozzi. Attenzione, lanciato la rete da solo. No, c'è qualche difensore intermedio. Viene fermato. Sì. Ma dov'è? Non l'ha neanche messo. Fuori gioco. Vabbè, tanto adesso finché non gli arriva la palla non fischia. Furlan doveva mettere il completo arancione, non verde. Palla. È sparito il giocatore del Lecco. No, adesso francamente non si vede più niente. Fallo, continuano a commettere fallo sui nostri giocatori. Tordini, che ha toccato il suo primo. Vediamo se Tordini finalmente è entrato dentro, crea qualcosa. Almeno non è Mendoza, chi è questo? Rocco. Non lo so, uno grande. Chi è? Mendoza adesso mette palla dentro, che ballonzola, ma calciato fuori. Sì, che Mendoza l'ha portato a destra e Tordini a sinistra. Sì. Mendoza prova a liberarsi sulla destra, palla per Di Gesù, che spinto riesce comunque a servire Tordini, che si gira, messo giù e prende una bella punizia dai palla, 30 metri cross, qualcosa di la punizione. Ma anche fatto male Tordini. ma chi va? L'Epore lì
penso per calcio, mi sembra lontano, mi sbaglio. Chi prima ha commentato dicendo che noi mettiamo grinta non vuol dire menare a caso, loro stanno menando adesso. Stanno menando di brutto. Che c'è Rocco e Lepore. Vabbè, mi sembrano... Come si è arrivati alla scelta made in Tokyo di Volpe, allenato su una squadra in tutta la sua carriera, tra l'altro risultati mediocri? Beh, non avevi questa grande disponibilità, hai già altri 2 allenatori sotto contratto purtroppo, cioè di Riffo di Raffa i motivi sono anche questi. Ma sai, qua è un po', prima stavamo discutendo sulla rosa, è un po' anche mettere di fronte a se stessi i giocatori, no? Punizione murata? Sì. Se dici cambio allenatore e continuate a fare schifo, allora è colpa vostra, non è colpa dell'allenatore. Ci prova il Lecco che adesso sta schiacciando la Giana, ma che serve sulla sinistra, qualcuno alla sinistra. Poi non si vede niente, non si vede nulla, non si vede niente. Speranza che anche in campo si veda poco, magari qualcosa succede. Palla dentro, tocco fuori per Ilari che in posizione di ala fa partire il crossaggio ribattuto, ma non deve essere lui qui a crossare, però dai. Tanto il tocco di Lepore a seguire per Mendoza che riesce a far partire il cross sul secondo palo, che non ha esiti, però finisce. Crollano come crollato uno di qua, ne è crollato uno di là, giocatori della Giana. Intossicazione da nebbia, sono appena arrivati a Gorgonzola e non conoscono l'ambiente. In realtà si pare che non fosse nebbia, ma una sostanza chimica pericolosa. Scie chimiche. Vabbè, c'è stato uno scontro qui con Lepore forse, che aveva provato a recuperare palla un po' sbracciando. C'è proprio Marotta che parla e discute con l'arbitro della questione. Tanto stiamo sotterra giocatore aspettando di capire. No, l'abbiamo fatto un tiro nel secondo tempo. È quello di Galeano che va fuori, non importa, no. Ma importa in tutta la partita, non abbiamo calciato. Vabbè, quello no, importa no. Non importa no. Tanto questo è stato quel giocatore della Giana che è saltato praticamente sulla spalla di Lepore e si è quasi fatto male da solo. È caduto qualcuno anche qua nella palazzina intanto. Sì, infatti. Ma dove era sopra? Speriamo che le pareti reggano così, sennò c'entra dentro. Cosa fa il Lecco? Chi ha fatto appunto. Cosa fa il Lecco? Perde purtroppo, perde come ci sta tristemente abituato. No, dico, se qualcuno ci chiedesse cosa fa il Lecco, perde purtroppo. Oggi regaliamo i 3 punti, scrive Denis. Quanto durerà Volpe giù a pagare un altro esonero? Luke, Volpe esperienza ce l'ha, è una vecchia Volpe. Io avrei preso qualcun altro, ma intanto Wakima per Lepore. Vediamo. Si rivede il Wakima dopo quanto tempo? È tornata la radiolina Lecco Channel in hanno ripristinato il collegamento, dici, con noi. Quanto tempo è che non gioca il Wakima? Parecchio. L'ha messo. Lepore male comunque. Lepore oggi male, sì. Jack Di Nunno ci ha regalato 2 promozioni, la Serbia 50, quello quantomeno meriti rispetto, ma nessuno ha mancato di rispetto, penso, qui a Di Nunno. Cos'è che ha scritto? Ma saranno robe tra loro nelle discussioni. No, certo, dico, ma non mi sembrava di aver letto messaggio. Vabbè, Di Nunno non è che si è preso molti complimenti qua, ecco, cioè nel senso non è mai stato detto grande, da tanti, grande, cioè. Beh, Roberto, finalmente si rivede il Wakima. Se riuscissimo a vedere, ma sta qua sotto, quindi sì, lo vediamo qua sotto. Sarebbe bello vederlo, perché vuol dire che sì, di qua qualcosa si vede, ma tanto di Gesù. Sì, però adesso lo stanno anche buttando. Prendersi il gialletto? No. Ok, però. Sì, loro hanno iniziato, siamo all'80° a cadere come mosche. Come si dice a Napoli, chiagne fotte. Cadono e picchiano e cadono. Di Gesù che arriva con tutta la foga di questo mondo, va in effetti a fare fallo. Colpisce un po' tutto. Un po' di gamba l'ha messa. Beh, un bel po' di gamba. No, perché proprio l'hai visto partire. Intanto c'è un giocatore fasciato in testa. Caferri. No, per l'Italia. A cui Di Gesù ha detto alzati. Alzati, cammina. Non fare sceneggia. 1-0 all'80°. La nebbia va e viene, ma soprattutto viene e va. E non si vede nulla. Palla profondità proprio per l'Italia che sulla sinistra, poi lascia a
Michetti che va il cross messo fuori da Battistini, c'è falletto poi c'è qua. fallo su di noi. Partita è scesa tanto di tono comunque. No, non ha fischiato, Come non ha fischiato? No. Ha sbagliato il controllo, gliela giocata via. No, ma dai, giocare, tanto la partita fa schifo, almeno giocate qui sotto che la vediamo. Allora, seguiamo un attimo questa azione Fausto, poi andiamo in pausa, vediamo cosa combina qui la Mesta dentro Billong, che è la messa. Billong. C'è calcio d'angolo, seguiamo il calcio d'angolo perché non ci fidiamo dei calci d'angolo contro il Lecco. Tanto stanno cercando il pallone nella ringhia e non lo trovano. Ce n'è uno lì dietro alla porta. Infatti Furlan, no, l'hanno trovato forse. Andiamo. La Mesta arriva a battere molto mesto. La Mesta. Palla dalla sinistra, siamo nell'82esimo minuto, quasi 83esimo, Lecco sotto una rete a 0, poco o nulla ha fatto per recuperare, palla dentro, Furlan fa sua la sfera e la rilancia, dove però non c'è nessun blu celeste, quindi mi chiedo perché. Dalla parte opposta mangia poco e beve tanto. Mangia poco a stomaco non pieno. Si vede nulla, non sappiamo cosa succede. Siamo inventa cross, rovesciata dal nostro lato però vedi, intelligenti loro, è sulle pubblicità di là ha messo sotto i LED per farle vedere. Si vede anche qua. Esatto. Riorganizziamo il gioco nella sfera di centrocampo, nel cerchio di centrocampo. E di Gesù che imposta. Di Gesù, sì. E dalla nebbia sono tutti belli dietro, belli schiacciati. Ilari dov'è? Sparito nella nebbia Ilari. Siamo 83esimo di questa partitaccia. Proviamo a liberarci per il cross, perdiamo il pallone. Ah, bravo, no, Fausto mi ricorda che non siamo andati in pubblicità, allora andiamo adesso perché ci è rimessa per la Giana. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296 trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Bello questa giocata, bellissima. Adesso Mendoza che dimentica il pallone lì e il Wakimaki pure lui non se ne accorge, però poi loro sbagliano, loro sono talmente penso che negli ultimi 4-5 anni una squadra così scarsa come loro non l'ho vista. Però stiamo dicendo quasi ogni domenica che riusciamo a perdere. Cioè, no, però quella di oggi veramente è una cosa. Però ti ricordi che abbiamo perso anche contro nelle prime partite di stagione, se vado a recuperarla, abbiamo detto cavoli ma che scarsezza e abbiamo perso. Palla dentro, buttata laterale dalla retroguardia bianco-celeste, però ecco che riesce a recuperare con Di Gesù che subisce il fallo di Stückler, l'autore del gol. Non riesco adesso a recuperare. Tordini che va dentro in area, palla su Mangiapoco che la branca. Sì, ma un pallone così che senso ha? Sì, con la difesa schierata con 1,5 ai tre, tra virgolette, entriamo un 1-2, un triangolo, un tiro, un cross, cioè cavolo. Sì, può essere persa nella nebbia. No, persa per persa, ma almeno proviamo a fare qualcosa anche di diverso. La più brutta partita dall'inizio del campionato. Di Gesù apre sulla sinistra per Critta al centro. Anche Ilari è sparito. Ilari anche sì, poi non li ho più visti io. Ilari che tra l'altro è entrato subito zavorrato dal giallo che è andato a cercarsi. Una randellata. Dico, sta facendo Di Gesù alla fine. Sì, sta impostando Di Gesù. E poi soprattutto non tra l'altro ancora una volta dai cambi in poi siamo spariti dal campo. Prova a salire, siamo 3 contro 3, attenzione, va sulla destra, bravo però in copertura Battistini. Fuori, no, non Battistini, Critta credo, perché Battistini è di in mezzo.
anzi no, è Billong quello lì, quindi la Battistini si in chiusura. Billong che emerge dalla nebbia, Lucky Ma lascia dietro il pallone, facciamo un passaggio avanti e 3 indietro, profondo il servizio per Tsipos, palla che non viene gestita però dai Bucesti che riguadagnano solo sulla tre quarti, palla larga per Lucky Ma costretto a rincorrere, torna dietro da Billong che va addirittura da Furlan. Cioè, è brutto da dire, ma la mentalità di una squadra che vuole rovesciare la partita, sì. No, voi la state vedendo? No. Ma quello che diciamo dall'inizio del campionato è che non ci sono leader che prendono in mano, attenzione, Stuckler, la parata di Furlan che salva il risultato. Perché? Scusa. Vai. Non siamo una squadra di ragazzini, esatto, mi sbaglio. Ma non c'è un leader. Qua Battistini male, comunque si fa saltare. Sì, il primo errore della partita, per fortuna Furlan ripara. No, eravamo un gruppo all'inizio, sarà un caso, ma quando c'è stato l'infortunio di Marrone la squadra si è sciolta. Non che prima fossimo uno squadrone, sì, però dava un'idea, un minimo di unità, di intenti, da quell'uscita lì basta, cioè non c'è più stato niente. Cioè abbiamo tanti vecchi ma nessun leader, cioè nessuno ha il carisma per comandare la squadra. E soprattutto, come dicevi tu Stefano tante volte in passato di Galeando, non c'è un leader tecnico che dici do palla a lui e qualcosa fa, cioè Rocco che doveva essere quella roba lì. Basterebbe anche meno per Rocco, non che sia che fosse il leader in campo tecnico, ma anche uno che quando c'è la crisi chiama il pallone, dice datela a me che la porto su, la tengo io. Tordini lo fa un po'. Sì, ma Tordini alla fine tu hai capito se è un giocatore che cosa vale Tordini? Non si è ancora capito. Però almeno lui un pochettino quella cosa lì, un pochino la fa, però è un ragazzino, cioè vuol dire ragazzino. Cioè, quello il discorso. Dopo alla fine uno bisogna anche poi tirarsi fuori dai ruoli, perché comunque mi sembra che tanti stanno giocando a nascondino quest'anno, o mi sbaglio? Sono d'accordo con te. Adesso si vede un po' meglio, vediamo se riusciamo da questa parte. E mi dispiace, gli voglio bene e lo ringrazio sempre per quello che ha fatto, ma Lepore è uno di quelli che si sta nascondendo più di tutti, tra le altre cose. Dopo va bene il mister, però non è sempre colpa del mister. No, adesso ne hai cambiati due, allora, attenzione al limite dell'area, no, non tiriamo. Tordini va al tiro, sì. E però almeno posso dire, almeno lui si è preso la responsabilità di tirare. Per carità, è giusto. Ora la visibilità è migliorata. Cioè Mendoza arriva lì al limite dell'area. Mendoza ha fatto secondo me una buona mezz'ora, però sicuramente è la prima partita di giocare dall'inizio, non posso neanche chiedergli di più. Per me sono altri giocatori che non stanno rendendo, oltre ai nuovi che diciamo sono stati presi un po' così non so con che criterio, se li ha scelti il mister, se li ha presi il direttore, comunque alla fine dentro al Borghetti dalla Mesta, che non è parente del nostro Albino, non è neanche al Borghetti che avevamo noi qualche tempo fa. Posso dire entrato, scusa? La Mesta. La Mesta? Sì, la Mesta. Sì, no, ma per dire 5 di recupero. Adesso farei degli esempi che magari in tanti, ma il Galli della sezione, chi se lo ricorda con Sannino? Non sapeva che darla, c'era lui, Alessandro Galli, dici. Ma anche la Cagnina di turno che non era un fenomeno. Poverino. Però infatti poverino, è sempre tra l'altro uno dei giocatori a cui siamo rimasti tanto affezionati, proprio perché quando c'erano i periodi di difficoltà o come Cardinio comunque. Cardinio anche sì, che cioè non lo so, cioè se dobbiamo aspettare con tutto il rispetto, ma Tordini non può dover diventare lui quella cosa lì, lui deve essere uno dei giocatori
che può dare una svolta, ma non quello che si incarica di prendersi sulle spalle la squadra. Da quello lì me lo aspetto da Ilari. Rimpiango Iocolano io. Tu ridi, però lui lo faceva. Iocolano era quel tipo di giocatore. Io me lo ricordo, veniva anche tante volte a centrocampo a prendersi il pallone, Iocolano. Iocolano era il vero leader tecnico di quella squadra, indubbiamente. Ma infatti posso dire, ma infatti la Juve Under 23 l'ha preso come il logo del Milan, perché l'hanno preso per quello, poi anche perché sa tutte le lingue e quindi può aiutare i ragazzi. Cioè, su quei giocatori io pensavo che Rocco fosse stato preso per quello invece. Allora, intanto Benedetta mi scrive che i tifosi nostri cantano "vogliamo un tiro in porta" e hanno ragione. È rimasta famosa una coreografia in Inghilterra, tutti i giocatori della curva con le frecce per indicare la porta. Che bella questa foto di Tordini falciato. Facciamo un tiro in porta con la Giana e poi anche fuori i cosiddetti, insomma. Quello è un po' più un classico, dice. Fuori i gioielli. Però entrambe le cose sono vere. Non arriviamo a tirare e non vediamo. Vogliamo anche un cross, possiamo anche. Ma vogliamo vedere un po' di quella roba che non ha fatto un cross in tutta la partita, l'ha fatto Galli, che è il mediano che gioca davanti alla difesa. E che poi ha tolto. Vabbè, però ci stava bene. Fastidio. Però voglio dire, qualcosina in più bisogna chiedergli a questa squadra, cioè non è una squadra così scarsa da perdere 1-0 con la Giana senza fare un tiro, un cross. Ma più o meno, ragazzi, è la squadra che ha fatto la promozione, cioè più o meno. Adesso chi è che manca? Anzi, c'è uno Ionita in più. Avevi davanti c'era adesso mi scappa il nome, il centravanti. Quando? Dalla promozione avevamo il ragazzo toscano che è andato via quest'anno. Pinzauti, sì. Avevamo Pinzauti centravanti, ragazzi. Cioè, che era uno che si dannava l'anima, ma segnava quanti? 5 gol all'anno. Per ridurre lo stipendio, scrivono da casa. Ma che tra Pinzauti e Sipos. Meglio Pinzauti, ti fa giocare, quantomeno ti tiene sul pallone. Alessandro Menegazzo, che salutiamo, scrive: scusate, mi sento tanto continuare a nominare Rocco. A Legnano giocava la squadra per lui, qui non si trova perché c'è un giocamento opposto. Ma infatti, Sandro, è a monte la scelta sbagliata di Rocco, cioè come è stata costruita la squadra senza molta logica. Tanto regaliamo una pallaccia qui che è Mendoza. Palla sull'esterno mancino, cross, per fortuna che sono scarsi come la fame, veramente loro imbarazzanti, però basta per vincere. Attenzione al limite dell'area, ancora gli regaliamo palla. Squadra costruita con tanti buchi di rosa e scelte sbagliate. Sì, ma quello che continuo a ribadire è quali sono i nuovi acquisti titolari. È che inizia a diventare molto preoccupante adesso, però l'abbiamo preso come colpo di mercato all'ultimo, che ce l'avevamo lì parcheggiato, avanti inseguito per un mese, e non l'abbiamo preso di Carmine, che è andato a Trento e timbra quasi tutte le partite. Diciamo che la caratura di Carmine non era gradito a Baldini. Sì, però la caratura è tutt'altra. Tanto loro che conquistano una palla poi pensano più a tirare il 95esimo che altro. Intanto il lancio c'è, ma Furlan per fortuna. Cioè l'unico acquisto indovinato è Furlan, punto. E Critta. I soldi sono stati spesi. Male. Ma è quello che abbiamo detto. Pochi, magari non come. Forse pochi è male anche. Forse non con te, Mr. Fosco Rinaldo. Avevano detto, ma piuttosto che prendere Mendoza, Sipos, questo, quell'altro, questo su giù, questo su giù, prendine uno, Morra, che fa la riserva da un'altra parte, prendi lui. Cioè, Tanto alla fine sei costretto comunque a giocare con i vecchi. Finita 1-0. Altra sconfitta per il Lecco, ragazzi. A sto punto c'è l'esonero di Volpe. Ragazzi, 3 sconfitte di fila in 5 partite che qua, non è che 4 partite. No, 4 partite, 2 sconfitte e un pareggio, una vittoria. No, 4 punti in 4 partite. No, scusa, una vittoria, una sconfitta, un pareggio. E un pareggio pareggio che è stata una sconfitta fondamentalmente. Secondo me devi vedere anche con chi le hai fatte, perché al di là del Vicenza le altre erano tutte alla portata. Sì, hai fatto una vittoria, un pareggio, 2 sconfitte. Cioè Virtus Verona in casa, Alcione in casa e Giana in trasferta, dovevano essere 9 punti questi, cioè senza se e senza ma. Sono 9-7. E ne hai fatti 4.
fatti 4 col Vicenza di mezzo. Adesso già pareggio oggi era poco. Ma poi il punto è come sono arrivati, perché io arrivo da due partite non viste che voi mi dite no, con Volpe abbiamo ripreso a correre, abbiamo corso per 70 minuti, pressato, sembrava di vedere cavoli, se questo è il vero Lecco di Volpe, tanta roba. Sì. Anche col Vicenza comunque nonostante abbiamo giocato una bella partita, poi però è svanito, basta, nelle ultime 3 partite non hai visto niente, c'è qualcos'altro. Cioè, quello è stato proprio lo scatto del cambio di allenatore. Sì, la mia paura potrebbe essere quella. Tanto vediamo se Fausto ci connette con... Cioè abbiamo fatto un 10 minuti. Se dobbiamo fare lo scatto ogni settimana, ne cambiamo uno che almeno... Tanto fischi comunque dei nostri tifosi con la squadra che adesso va. Faccio una provocazione, ma richiamare Baldini? Ma se non lo volevano cosa lo richiami? Vogliono Volpe? Certo. No, non lo so, ma non penso neanche sia Volpe il problema. Sentiamo Albino. Albino, mi senti? Eccoti Albino. Ciao Stefano. Allora, secondo tempo ancora peggio del primo, purtroppo, nella nebbia di Gorgonzola. Abbiamo visto meglio da un certo punto di vista, però francamente, ripeto, sbagliamo cose elementari. Io guarda, ho parlato adesso anche con il vicepresidente Francesco Aliberti, è molto deluso, e perché cazzo, dice ma come si fa per una partita come questa, con un tiro in porta? Sì. Loro hanno fatto solo quel tiro quell'azione dal calcio d'angolo, poi veramente nient'altro. È sicuramente la peggiore squadra incontrata fino adesso, e che però non riusciamo a fare risultati neanche con queste. No, con una scarsità mortale, c'è una cosa impressionante, capito? Scarsità mortale. Abbiamo visto poi adesso nelle immagini i giocatori che andavano sotto la curva, c'è stata contestazione comunque, credo, no? No, soldi, prese cose, ma è durata neanche una contestazione, sono andati a scusarsi. Ok, qualche fischio mandati via quel paese. No, perché si fa fatica veramente a vedere a questo punto una possibile uscita. Probabilmente bisognerà intervenire, ma ripeto, adesso gennaio non è dietro l'angolo. No, manca ancora tanto, e la situazione inizia a essere un po' preoccupante, perché poi in questo momento siamo poi 4 punti sopra la zona playout, non è che... Sì, sono tante squadre, però... Sono tante squadre, sicuramente, però l'andazzo non è bello. È che noi siamo partiti pensando di rifare chissà che cosa come campionato, invece non è così. Non può essere così. E quindi è chiaro che tutte le delusioni diventano maggiori e c'è un aumento della delusione, insomma. Tanti anche da casa stanno chiedendo già un altro cambio ancora in panchina, però francamente sembra folle. Ma no, sì, ascolta, io questa gente qui... Ti saluta Mauro Alteri. Sì, grazie. E contro il cambio, ma dicevo, a queste recriminazioni non credo, non voglio neanche credere, scusa. Cioè, non c'entra l'allenatore, secondo me non c'entra neanche quello di prima di allenatore. Sì, perché in effetti vediamo comunque le stesse cose in campo, più o meno. Quindi voglio dire, adesso tutti quei fenomeni che vogliono mandare via questo e quell'altro, che fine ha fatto? Tra l'altro è la cosa che più fa da una parte incazzare, dall'altra anche mette un po' di apprensione, è che non si vede nei giocatori in campo, dico, quel nervo, quella voglia che dovrebbe esserci, soprattutto quando poi vai sotto, no? Per cercare di... No, si è visto di più nel secondo tempo, però con una mancanza, ma non c'è stata la reazione, ma non c'è stata la lucidità. Sì, sembra sempre che tutto accada un po' casualmente, ecco, se vogliamo metterla così, sono d'accordo. Ora, dipende anche dal fatto che ci sono delle situazioni che vanno analizzate di giocatori che francamente qui non hanno dato niente. Segnare un'involuzione pazzesca di Frigerio, sembra di vedere un giocatore che non esiste proprio. Sì, tra l'altro mi permetto di dirti, non solo lui, ci sono tanti giocatori che in questo momento stanno lasciando veramente a desiderare, su cui avremmo scommesso anche, no? No, ma io guarda, sinceramente alle mie essere riscaldate ci credo poco, no? Quindi credo anche che a un certo punto gente come Ilari che è ritornata qua dopo che stava in prestito, gente che stava andata come Tordini a Padova, poi non ha giocato, e che purtroppo abbiamo fatto proprio un mercato incentrato su quello, sui ritorni e sulle... purtroppo dico. No, è stato un mercato condizionato, lo ribadisco per i non udenti, a pagina 144 del televideo,
è stato condizionato da che cosa? Dal fatto che si è trovato una caterva di contratti già fatti, e in mezzo a questi c'era gente che voleva andare via ed effettivamente è andata via, e gente che ha voluto restare, e tu non gli puoi dire niente perché hanno il contratto e restano. Certo, e quindi la squadra costruisce. Quindi questa è un'eredità, se proprio vogliamo dirla tutta, che riguarda la precedente gestione societaria. Segnaliamolo questo. E che si sono ritrovati entrambi gli allenatori poi che si sono succeduti sulla panchina del Lecco. Quindi... Sì. Va bene Albino, ti lasciamo le incombenze in sala stampa, poi al ritorno a casa ci aggiorniamo. Bene, buona perfetto. serata. Anche a voi. Ciao, buona domenica. Ciao. Mister Invernizzi, Giulio, come si esce da queste situazioni? Tu le hai affrontate, le conosci bene? Non è semplice perché comunque la scossa del cambio dell'allenatore te la sei già giocata. Come dicevamo prima, un po' i giocatori li hai già un po' provati tutti anche dall'inizio. Secondo me si esce col gioco, col lavoro ancora, devono analizzare bene la partita e capire che comunque non arrivando mai sul fondo e non tirando mai in porta non si va lontano, perciò lì devono lavorare secondo me su questi due aspetti che sono quelli più evidenti. Poi sicuramente qualche altro problema c'è, però concediamo poco, tutto sommato abbiamo preso un tiro, però dall'altra parte facciamo troppo poco per arrivare a essere pericolosi, non avendo poi dei giocatori tecnicamente forti per andare via nell'1 contro 1. Dobbiamo arrivarci con la manovra, con delle sovrapposizioni, con degli inserimenti, con degli scarichi, con dei giocatori che vanno a calciare da fuori. Secondo me questo, mi permetto di dire come allenatore, che secondo me è la cosa che il mister dovrà soprattutto verificare e lavorare su questo. È logico adesso poi arrivi a giocare contro il Padova, però le partite come con la Giana devi fare 20 cross, devi fare 10 tiri in porta, non puoi arrivare a non fare un tiro in cross, perciò qualcosa lì va fatto e lo fai in settimana, c'è una settimana di tempo, prepari la partita, queste cose vanno, secondo me, vanno viste. Chiediamo a Stefano, anche se in questo momento, cosa ti lascia un po' più ottimista, se c'è qualcosa per uscire da questa crisi? Se è possibile uscirne, i rientri magari di qualche giocatore che è ancora fuori, sai, magari Ionita, eccetera. Ionita, anche Zubelek, cioè sai, oggi a un certo punto Zubelek ha sempre dato un po' di brio lì davanti, magari lo puoi provare, come diceva un ragazzo in chat, la coppia davanti. Io poi sinceramente inizierei qualche, tra virgolette, senatore, dicevamo prima, delle speziare certe parti del corpo, iniziare a lasciarle fuori. Cioè Ilari oggi, come ha detto Albino, se è entrato così, la prossima non gioca ancora. L'Epore non sei in condizione, fuori. Cioè non solo per il nome, l'unico che merita per il momento Battistini e Galli, se oggi stava dimostrando di esserci. Per il resto proviamo a fare qualcosa di nuovo, anche Frigerio, che tra virgolette, molte virgolette, può essere anche al limite considerato un senatore, perché è uno che guarda l'anno scorso e tutto, anche lui certe volte accompagna, cioè lascialo un attimo galeando, come dicevi tu, lascialo fuori. Oggi Mendoza nel nulla sembrava un po' avere un po' di voglia. Tordini, quando è entrato, sembrava volersi prendere un po' la squadra in carico. Di Gesù non ha giocato male, proviamo, tanto peggio di così come può andare. E poi Volpe, allenatore nuovo, può anche approfittare del fatto che non ha, tra virgolette, debiti verso nessuno in rosa, e quindi però assolutamente. Va bene, siamo in chiusura allora. Grazie a Stefano Menegatti, ci vediamo settimana prossima. Grazie a Mister Giulio Invernizzi. Ciao Stefano, ciao a tutti. Buon weekend a tutti, grazie anche a Fausto Riva in regia. Noi ci ritroviamo naturalmente sabato prossimo per Lecco Padova. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.